Buongiorno a tutti coloro che sono in presenza e coloro che sono collegati online. Iniziamo ovviamente ringraziando il Comitato Scientifico Organizzativo, in primis l'amico Emilio Balletti, Laura Foglia e anche Rosario Santucci, mitico segretario della nostra associazione. E inoltre ringrazio perché questa è anche un'occasione per festeggiare il nostro maestro emerito, il professor Santoni, che oggi chiuderà i lavori di questo convegno. E poi mi è molto gradita l'opportunità di poter venire per la prima volta a Capua e trovare un'accoglienza così splendida e così gratificante. Approfitto anche dell'occasione di presentare, di promuovere i risultati del PRIM per fare una piccola riflessione sul PRIM, perché è importante nella nostra comunità scientifica avere la consapevolezza degli strumenti finanziari che stiamo usando. Allora, stiamo rendicontando i risultati dei PRIM del 22. Dopo il vuoto. Non abbiamo avuto più nessuna tornata di PRIM ed è ora di cominciare a preoccuparsene seriamente. Cioè sono ormai 4 anni che sono scaduti i PRIM e ancora non c'è nessun segnale concreto di un rifinanziamento di questo strumento di ricerca. Non solo, ma gli ultimi PRIM sono stati abbastanza significativi perché appunto c'era il supporto forte del PNRR. Non solo, ma in questo vuoto, in questa lacuna, dobbiamo anche avere la consapevolezza che i PRIM ci sono serviti soprattutto per dare delle opportunità ai nostri giovani. Delle opportunità dei nostri giovani, allora dobbiamo essere consapevoli che sta cambiando anche la cassetta degli strumenti finanziari che possiamo usare per i nostri giovani, con l'invenzione di tutta una serie di nuove tipologie contrattuali inventate per uno scopo buono, in teoria, quello di combattere il precariato dei giovani. Ok, scopo buono, solo che questo scopo deve essere, se vogliamo aumentare le tutele, deve essere affiancato da un consistente sborso, da un finanziamento dei nuovi strumenti di ricerca, quindi aumentare in modo reale, non formale, in modo reale le dotazioni economiche pubbliche per il sostegno della ricerca. Questo non è stato e quindi ci troviamo in una situazione paradossale che non abbiamo PRIM e sappiamo già che quando arriveranno i nuovi PRIM ci troveremo nella situazione paradossale di una eterogenesi dei fini che per combattere il precariato che cosa facciamo? Aumentiamo le tutele dei giovani ma dimezziamo le opportunità dei giovani, dimezziamo i posti, le posizioni d'ingresso. Quindi ci ritroviamo nel solito paradosso della coperta corta, di una coperta corta che lascia scoperti i piedi dei nostri giovani studiosi. Quindi, insomma, l'aumento formale delle tutele degli aspiranti ricercatori si trasforma in un paradossale barriera d'ingresso per i giovani. Quindi non è un bene e noi come giuslavoristi dobbiamo essere consapevoli e denunciare questa situazione. Perché appunto dobbiamo preoccuparci anche della filiera della formazione, quindi non solo delle catene del valore economico, ma di questo altro valore. E così torniamo al nostro tema. Ieri abbiamo ascoltato 2 bellissime relazioni che fanno da contorno a quelle che ci accingiamo ad ascoltare ora, perché passo subito la parola al professor Stefano Bellomo che apre questa seconda sessione dedicata alle tutele legali e sindacali con un contributo relativo alla segmentazione dei cicli produttivi e le clausole sociali. Allora, piccolo intervento organizzativo. Io direi che le relazioni potrebbero dilungarsi sui 15-20 minuti, poi ci sarà tutta la serie degli interventi programmati, però anticipati da quei 2 interventi che erano rimasti da ieri. Quindi cominciamo con i 2 interventi rimasti dalla sessione di ieri e poi andiamo avanti con i 14
interventi di oggi, e quindi chiedendo a tutti gli interventori di rispettare 5 minuti, e qui sarò appunto una controllora abbastanza attenta, per poi ascoltare anche le conclusioni finali del professor Santoni. Bene Stefano, a te la parola. Ecco, spero che riusciate a sentirmi e anche i colleghi e gli amici collegati online possano ascoltare. Eh, Debbo necessariamente iniziare con un ringraziamento veramente sincero, caloroso e sentito, tanto all'intera compagine di ricerca coinvolta nel PRIN, quanto agli organizzatori di questo incontro. Non solamente, non tanto, cioè sì, sicuramente per una logistica eccellente, una sede straordinaria ed una ospitalità sontuosa, ma anche per un clima di grande vicinanza e collegialità che non è facile, bisogna dire, incontrare in queste occasioni e che gli organizzatori hanno voluto creare, hanno voluto e saputo creare, oltre ad una, a parte quello di chi vi parla, attenta collocazione dei ruoli, per cui anche io manifesto le mie più vive felicitazioni per un assortimento che vede una struttura, per così dire, che trova un culmine nell'intervento di Francesco Santoni, che sono felicissimo anch'io di vedere sempre e di omaggiare in questa circostanza. Allora, mi trovo nella situazione abbastanza surreale, ma che in realtà vorrei cercare, alla quale vorrei cercare di essere coerente, di fare di dare un contributo che viene denominato come relazione, ma che in realtà vorrei non fosse tanto più lunga rispetto agli interventi, perché ci sono tantissimi colleghi ai quali sono molto affezionato e che peraltro sono ansioso di ascoltare. Quindi cercherò in realtà di stringere più possibile i tempi degli appunti, per così dire, che vorrei svolgere, vorrei commentare insieme a voi. Il titolo che abbiamo concordato in particolare con Emilio Balletti appunto è dedicato alla segmentazione dei cicli produttivi e le clausole sociali. Credo che sia intuibile l'importanza del tema, le ragioni per le quali abbiamo voluto concentrarci su un tema come questo, che in particolare parte dall'accentuazione della segmentazione, dell'importanza che questo fenomeno in tutte le sue varianti giuridiche assume, tanto in senso diacronico nel tempo, quanto in senso sincronico, cioè quanto i cicli produttivi si frammentano e vedono la cooperazione tra più entità imprenditoriali, e quale fetta, quale frazione importante dell'economia e soprattutto del mercato del lavoro è influenzata da queste situazioni che vivono e presentano una connotazione peculiare perché vivono comunque in una costante tensione dialettica e ricerca di equilibrio tra diversi valori giuridici. Qui appunto traggo ispirazione tra gli altri, ma insomma per la capacità di sintesi dal mio compagno di tavolo, professor Boscati, che
all'interno di un contributo di qualche anno fa dedicato incluso negli studi in onore del professor Garilli, ha sottolineato veramente in maniera estremamente efficace come in questa materia ci si muova continuamente in una dialettica molto serrata, molto e al contempo mobile tra valori giuridificati a diversi livelli e che in qualche modo si autolimitano, come sono appunto quelli della libertà di impresa e di concorrenza e quelli dei valori e degli obiettivi di promozione sociale, in particolare questi che vanno declinati oggi ancora di più al plurale, perché in realtà gli stessi obiettivi di promozione sociale debbono giungere a coordinarsi tra di loro, e penso alla tensione latente e in parte irrisolta che è stata segnalata in alcuni studi recenti condivisibilmente tra le cosiddette clausole sociali di seconda e di terza generazione, quelle che mirano, per così dire, alla conservazione e quelle che in qualche modo mirano al progresso, allo sviluppo, al cambiamento in nome di obiettivi di promozione sociale. È una materia in grande fermento e trasformazione, è una materia che ci impone un cambiamento di approccio estremamente profondo, perché e ci porta in maniera forse più pronunciata che in altri ambiti da un'impostazione di carattere precettivo della norma giuslavoristica ad una impostazione di carattere procedurale. La protezione non si realizza attraverso il comando rigido e inderogabile, ma richiede, come vedremo meglio più avanti, appunto una ricerca continua di soluzioni, diciamo, empiricamente definite sulla base di procedure regolate dalle fonti normative. Per dare un'idea forse anche plastica e attuale di come queste due concezioni continuano in qualche modo a confrontarsi nella visione dei giuristi del lavoro. Penso ad una soluzione che ha qualcosa a che vedere con i temi di cui ci occupiamo oggi. Penso alle evoluzioni, involuzioni della giurisprudenza in materia di trasferimento d'azienda e penso in particolare all'apparente cambiamento profondo che viene evocato dalle sentenze del Tribunale di Ravenna sul trasferimento di ramo d'azienda, sul trasferimento o non trasferimento del ramo d'azienda leggero e sulla necessità del consenso del lavoratore. E qui ci troviamo appunto ad una soluzione che, indipendentemente dalla sua coerenza con la legislazione interna e comunitaria, in questo momento non ci interessa affrontare, però è una soluzione che in qualche modo rinvia appunto a questo approccio rigoroso, precettivo, e che dà una risposta apparentemente efficace, ma insomma onnivalente ai problemi sociali, che è in buona sostanza: imprenditori, vedetevela con ogni singolo prestatore di lavoro, perché se vi darà il consenso, bene, se no al trasferimento d'azienda potete rinunciare. Quanto questo tipo di approccio e questo tipo di soluzione possa essere efficiente e congeniale alle esigenze dei tempi è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Sicuramente la legislazione a cui si fa riferimento, quella degli ambiti in cui trovano applicazione le clausole sociali, adotta necessariamente un approccio di tipo diverso, se vogliamo più liquido. Sono forme di regolazione cooperativa, procedurale, multilivello, che vedono appunto il concorso di più soggetti al fine della concretizzazione
di un precetto giuridico sagomata sulla situazione specifica. Ora, confrontarci su un corpus normativo che comunque è in via di veramente di formazione ancora, di evoluzione, gli ultimi importanti aggiustamenti risalgono al 2024, ci porta a confrontarci con una serie di, ci porta a dover isolare alcune aree problematiche che ovviamente accenno solamente per titoli. La prima, ed è quella insomma arcinota e sulla quale siamo anche più portati a prestare attenzione, è quella, e mi riferisco in particolare alle norme del Codice degli Appalti, dell'individuazione delle discipline negoziali applicabili ai fini della determinazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori coinvolti negli appalti. La seconda area problematica è quella diretta alla continuità, alla salvaguardia occupazionale, quindi le clausole sociali per così dire di seconda generazione. La terza, che è recente e in qualche modo praeter legem, ma diventa rilevante, è quella delle competenze e dei margini di intervento istituzionali, cioè vari interventi sia amministrativi sia di legislazione regionale dedicati alla materia degli appalti e dedicati alla materia dei salari minimi. La ultima è quella degli appalti e delle politiche di promozione sociale, cioè gli aspetti a cui sono volte le clausole sociali, per così dire, di terza generazione. Allora, prima area problematica, no, ovviamente non le affronterò tutte, non pettinerò i termini di una problematica che è diventata, come sappiamo tutti, estesissima. Ovviamente quindi per conosciute o in ogni caso insomma per visitate una serie di nuove regolazioni sulle quali ci confrontiamo. Prima area problematica, l'individuazione delle discipline negoziali appunto negli appalti e segnatamente negli appalti pubblici. È stata salutata con favore da alcuni la soluzione che è stata intrapresa all'interno del nuovo codice degli appalti e dal decreto correttivo sui criteri di individuazione del contratto collettivo affidato prima di tutto alle determinazioni della stazione appaltante sulla base dei codici Ateco. Io manifesto il convincimento di partenza che in realtà tutte queste ipotesi di soluzioni presentano delle forti criticità che non possono trovare soluzione all'interno di questo sistema normativo, a meno che non si giunga in maniera soddisfacente e soprattutto attraverso una determinazione eteronoma degli ambiti di riferimento per la quantificazione del salario minimo, quindi degli ambiti categoriali. Io penso che non si può arrivare ad una soluzione che in qualche modo sia stabile senza arrivare ad una legislazione in materia di minimi salariali e senza implementare, senza una attuazione delle deleghe che sono state previste nella legge 144. L'articolo 11 e l'allegato 101 della norma del decreto legislativo 36 dettano una serie di criteri apparentemente diciamo, utili e che dovrebbero portare all'individuazione del contratto collettivo applicabile, ma con una serie diciamo, di implicazioni e di ricadute sulla libertà negoziale, sui principi dell'articolo 39 che non sono proprio indifferenti. Cioè, penso al fatto che la individuazione della maggiore rappresentatività comparata ormai viene del tutto devoluta, decentrata, demandata
a determinazioni di carattere amministrativo. È il Ministero che si preoccupa di individuare i contratti collettivi di riferimento in rapporto ai diversi settori economici, di redigere le tabelle del costo medio del lavoro sulla base dei contratti collettivi, ma questo, i termini dell'accertamento ministeriale possono anche essere degli aspetti forse secondari. Penso ai criteri di potenziale, agli spazi che vengono lasciati in realtà alla libertà negoziale dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, e quindi della libertà anche di riferirsi ad un altro parametro collettivo. Cerco di esaurire in breve tempo. Per chi ha letto l'allegato 101 e gli articoli 3 e 4, le exit strategies rispetto quindi le forme di esercizio della libertà negoziale, l'adozione di un diverso parametro di riferimento sono consentite a due condizioni, articolo 3 e articolo 4. La prima, ed è molto singolare, è consentita la scelta di un diverso contratto collettivo di riferimento se è un contratto collettivo stipulato tra le stesse organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, firmatarie del contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante, e organizzazioni datoriali diverse. Ora, questa normativa è diretta a diciamo, scongiurare o a contrastare il fenomeno della contrattazione a ribasso. La giurisprudenza, a partire ormai da 5-6 anni, ci insegna che la contrattazione a ribasso trova anche un terreno fertile proprio in iniziative di uscita da parte di organizzazioni datoriali, alle quali le organizzazioni confederali storiche hanno dato seguito accettando di stipulare contratti collettivi anche con queste organizzazioni. Quindi, voglio dire, è una misura efficace di contrasto alla contrattazione al ribasso. Forse sulla base di questo scenario se ne potrebbe un po' dubitare. Altra soluzione è quella della valutazione di equivalenza, una valutazione di equivalenza molto rigorosa, molto burocratica, basata su una serie di indicatori dai quali non ci si può discostare se non si utilizza l'avverbio. Gli avverbi a me insegnavano che sono i pidocchi del pensiero nel diritto, se non marginalmente, ovvia sulla base di uno o due indicatori differenti. Di modo che, ma smentitemi se ho capito male, perché chiedo aiuto appunto ai colleghi con i quali rifletto e studio da decenni, che il contratto equivalente deve essere una fotocopia del contratto che è stato individuato dalla contrattazione appaltante, se la corrispondenza è necessaria per la stragrande maggioranza degli istituti che sono indicati. E allora che fine fa la libertà negoziale? A noi, ricordate quello che ci insegnavano nei manuali di diritto sindacale? Se il regime è complessivamente più favorevole, indipendentemente dal mix di istituti che vengono liberamente declinati da ciascun contratto, siamo di fronte a un contratto non equivalente o equivalente. Una scelta del genere è coerente con i principi generali in materia di attività sindacale. Questo, ripeto, lo lascio alla riflessione, lo consegno alla riflessione comune. Si tenta appunto anche di intervenire su questi aspetti attraverso dicevo, interventi amministrativi e legislazione regionale, sulla quale c'è stata una prima pronuncia, ma una pronuncia che credo non faccia stato la sentenza 188 del 2025 della Corte Costituzionale, nel quale insomma è stato sostanzialmente detto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva un po' sbagliato
che aveva un po' sbagliato tutte le obiezioni, le eccezioni di costituzionalità, e quindi tutto sommato non credo che ci siano argomenti sostanziali molto solidi. Si dice, ma in generale rispetto a questi interventi, anche quelli appunto di determinazione dei salari minimi, è stato detto, è stato scritto, innanzitutto questi sono atti di orientamento delle stazioni appaltanti, e le stazioni appaltanti si possono muovere con una certa libertà attraverso il veicolo e l'autorizzazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 36 del 2023, cioè quello che consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti particolari che possono attenere in particolare a esigenze sociali e ambientali. Requisiti particolari e condizioni particolari che possono tradursi anche in imposizioni estremamente intransigente. Nel novembre del 2025 è stato siglato un accordo tra il Comune di Roma e le organizzazioni sindacali, nel quale è stato stabilito che in nome dell'articolo 113 la clausola sociale di seconda generazione si concretizza sempre e comunque nell'obbligo di assumere tutti i lavoratori impegnati nel precedente appalto. Potremmo dire, come dicono gli avvocati, apoditticamente, immotivatamente, senza una specifica ragione giustificativa. È un po' un problema derivante dalla tecnica del copia e incolla. L'articolo 113 del decreto legislativo 36 è in buona sostanza una riproposizione in forma di parafrasi, scusate, dell'articolo 70 della direttiva appalti del 2014, quindi non ci chiarisce in che termini poi le amministrazioni debbono circostanziare. Due battute e termino relativamente alle clausole di seconda e di terza generazione. Per quanto riguarda le clausole di seconda generazione, si deve, quindi le clausole di assorbimento o di stabilità occupazionale, e questo influenza in maniera trasversale sia nel pubblico che nel privato, al di là dell'ipotesi che poi finisce per essere sempre più rarefatta, quella dell'assenza di variazioni, quindi agli stessi termini e condizioni come vengono appunto definite nella contrattazione collettiva. In realtà l'applicazione di queste clausole quando i termini e le condizioni dell'appalto cambiano è sempre estremamente laboriosa, difficile e foriera di un forte contenzioso. Non mi pare un meccanismo efficiente, non mi pare un meccanismo sul quale il testo legislativo attuale possa incidere efficacemente. Forse anche qui dal punto di vista procedurale si potrebbe valutare se reintervenire. Molto spesso questi confronti serrati e non sempre appunto risolutivi si svolgono in sedi istituzionali come le prefetture, dove forse il livello, appunto, se il livello di coinvolgimento è alto, ma forse il livello di tecnicismo sul quale l'amministrazione dovrebbe cimentarsi per un'azione di mediazione efficace non è così elevato. Forse si potrebbe pensare ad adottare un modello diverso di intervento istituzionale. Credo che un modello efficace si sia rivelato quello dell'affidamento di questa competenza di mediazione al Ministero del Lavoro, per esempio. La legge 223 del 91 ha visto appunto delle prove di esercizio di questo potere di mediazione sicuramente più efficaci di quanto non siano correntemente quelle che si sviluppano in ambito degli appalti. Ultimo punto, le clausole di terza generazione, la promozione dei soggetti deboli e in particolare la riserva del 30% delle nuove
delle nuove assunzioni prevista dall'articolo 57, dall'allegato 203 della direttiva. È stato giustamente scritto in alcuni commenti a questa novità che il suo spessore di promozione sociale rischia di essere in buona parte ridotto, depotenziato dal fatto che comunque c'è una tensione e ci può essere una concorrenzialità latente tra l'obiettivo della salvaguardia occupazionale e quello della promozione sociale. Evidentemente non si possono scaricare sull'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutti e due gli obiettivi, tanto più si assorbono indipendentemente dalla composizione del bacino di riferimento, tanto più si assorbono i lavoratori impiegati del vecchio appalto, tanto più si riducono gli spazi per la realizzazione degli obiettivi di politica sociale. Esistono delle linee guida che non sono state molto lette, devo dire, dai giuslavoristi. Esistono delle linee guida sull'applicazione dell'allegato 203 che prevedono in effetti un'ampia facoltà di deroga delle stazioni appaltanti, un'ampia facoltà di deroga e quindi lasciano intuire che in realtà il futuro di queste clausole di terza generazione sia un futuro ancora in buona parte affidato ad aspirazioni utopistiche, a meno che non si individuino appunto delle linee di coordinamento e delle linee di diciamo, di applicazione congiunta effettivamente armoniche, per così dire, tra le clausole di seconda e di terza generazione. Ho sforato un po' il tempo e mi scuso enormemente con tutti i presenti, mi scuso anche per essere stato appunto così da un lato assertivo, dall'altro ellittico, mi rendo conto, spero che appunto le indicazioni o comunque le perplessità, ecco, che volevo manifestare siano state percepite e possano essere in parte, se di interesse, anche oggetto di qualche piccola apertura negli interventi che seguono. Grazie ancora. Grazie al professor Bellomo dell'Università Sapienza di Roma che ci ha portato il suo contributo su un tema che so già che sarà molto gettonato negli interventi successivi. E che cosa ci ha descritto? Ci ha descritto un anello di questa catena che noi stiamo esaminando, un anello che abbiamo imparato a essere abbastanza lasco, disarmonico, un anello che è centrato soprattutto sul contratto di appalto. E però parlandone è già emerso qual è il cuore, il centro, la grande criticità nascosta ma che frena e che mette in discussione il tutto. Cioè il problema è quello di chi firma questi contratti collettivi, quindi il problema è quello della rappresentanza sindacale e quindi giustamente gli organizzatori hanno poi previsto a questo punto un intervento sulla rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva nell'impresa integrata, quindi con grande piacere e curiosità che cedo la parola al professor Alessandro Boscati dell'Università degli Studi di Milano Statale. Per 5 minuti. Ecco, dovrebbe sentirsi, si sente? Perfetto. Innanzitutto permettetemi un ringraziamento sentito e sincero a chi ha organizzato queste due giornate, ai professori Balletti e alla professoressa Foglia, professori Balletti e professoressa Foglia, anche per l'ottima organizzazione culinaria. Ieri sera ho potuto apprezzare anche questo profilo che da bolognese, come dire, è sempre un aspetto, come dire, importante. E ringrazio anche il nostro segretario generale dell'AILAS, professore Santucci, che è sempre dietro le quinte, ma in modo molto, molto attivo, e sono molto contento, sperando nel contempo, nella sua clemenza, del fatto che il professore Santoni concluda queste giornate, confidando che sia clemente in relazione a quello che andrò a dire, forse in maniera un po', come dire,
non irriverente, ma forse un pelo irrituale. E ringrazio soprattutto il professore Balletti perché mi ha dato occasione di approfondire un tema che avevo sfiorato e mai, come dire, approfondito più di tanto. Ho fatto una full immersion, questi da quando come dire, mi ha chiamato, e insomma, mi sono fatto alcune idee che, come dire, sottopongo al dibattito e al confronto. Un tema in cui è sicuramente emblematica, emerge in maniera emblematica la difficoltà di operare una lettura del reale alla luce di un sistema normativo multilivello che non è sempre adeguato, potremmo dire che è inadeguato. E in questa prospettiva, è emerso anche ieri, abbiamo molteplici piani che si intersecano, l'individuale e il collettivo, il nazionale, sovranazionale, l'economico, il giuridico e il politico. E sotto questo profilo, ieri il professore Proi in apertura diceva, ma in realtà è la finanza che comanda. Ma la finanza, faccio questa incursione nel pubblico, ma poi rientro immediatamente, la finanza, l'interesse imprenditoriale, non governa soltanto il privato, governa anche il pubblico. Pensate alla sanità pubblica, pensate alla sanità privata, pensate che i soldi, molti sono sanità privata, e che per esempio molti filoni di ricerca sono definiti da sanità privata, sulla base di quelle che sono esigenze commerciali, al netto di vaccini, non vaccini, ok? Quindi questo è, dire, un aspetto che sicuramente va considerato, e l'interazione tra aspetto come dire, economico, giuridico e politico, voglio dire, ha delle intersecazioni molto ben evidenti. Dopodiché sono emersi tre questioni, tre problemi. Il problema definitorio, il problema di tutele individuali e collettive, il problema di effettività, che è un problema che c'è nei temi che andiamo ad analizzare, ma c'è nell'intero diritto del lavoro. E sotto questo profilo, per quanto riguarda il diritto sindacale, le questioni sono forme di, come dire, interrelazione, i soggetti e i contenuti. E sotto questo profilo, così, rileggendo un po' di cose, mi è venuto in mente, ho deciso di richiamare quello che disse il professore De Luca Tamaio, ho scritto il professore De Luca Tamaio del 2007, e il professore afferma che l'impresa fordista esplode e che la deflagrazione coinvolge in primi luoghi modi e forme dell'agire collettivo del lavoro. E questo credo che sia l'aspetto, come dire, centrale e fondamentale. Che deriva da che cosa? Deriva da una difficoltà di abbandonare, sono passati 20 anni da quel momento, ma di abbandonare che cosa? La concezione, il rapporto tra lavoro e impresa in termini autenticamente bilaterali. Sotto questo profilo, lo sforzo che bisogna fare, senza farsi, come dire, mangiare in termini tecnico da organizzazione, sociologia e altre cose, ridare centralità, cercare di come dare centralità al diritto. E sotto questo profilo, nel tema che io devo affrontare, la difficoltà della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e la difficoltà collegata del contratto nell'ambito di realtà integrate a poter effettivamente agire e cogliere quelle che sono le esigenze. Anticipo una difficoltà che non è soltanto sul versante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Noi abbiamo sempre quella visione, ma c'è un tema di organizzazioni datoriali, che c'è a livello nazionale, ma c'è a livello sovranazionale. E io non sono così convinto che le organizzazioni datoriali non abbiano interesse di aggregazione o di aggregazione in un certo modo, ma ci tornerò. E sotto questo profilo la difficoltà di definire forme e modelli aggregativi utili a consentire la piena agibilità dei diritti sindacali nell'ambito di realtà frazionate. E sotto questo profilo i tre fenomeni, gruppi, reti globali di valore, già dal punto di vista concreto, sono diverse. Perché? Perché nel gruppo c'è di regola una verticalità. Nella rete di imprese c'è una maggiore orizzontalità, nelle reti globali di valore c'è
di nuovo una globalità, una verticalità, e a prescindere da quelli che sono i confini giuridici dell'impresa. Non torno su quelli che sono temi o profili definitori affrontati ieri, certamente però il dato con cui dobbiamo scontrarci è che si parla di impresa integrata, ma non abbiamo una definizione normativa espressa di impresa integrata. E abbiamo che cosa? Una descrizione di una entità economica organizzativa che comunque è rilevante ai fini del diritto del lavoro. Ed in questa, diciamo così, prospettiva, una impresa integrata la possiamo definire come una unità economica funzionale che si realizza attraverso più imprese giuridicamente distinte, legate da rapporti vari. In maniera abbirabile, come sempre, l'amico e collega Stefano Bellomo ha affrontato un tema specifico, ma di indubbio rilievo. E in questo aspetto sicuramente a cosa assistiamo? Assistiamo a un superamento funzionale dell'impresa tradizionale, in cui il diritto del lavoro è in grande sofferenza. Ma qua già facciamo una scissione: diritto del lavoro inteso come diritto del rapporto di lavoro subordinato e del diritto sindacale. Perché? Perché se noi prendiamo il diritto del lavoro, del rapporto individuale di lavoro, quali sono i profili, anche in riferimento a quello che è il tema che sto affrontando, assumono maggior rilievo? Il concetto di unità produttiva, e questo vuol dire è un aspetto, nella mia irriverenza, voglio dire, è in prospettiva se si può concepire un concetto di unità produttiva oltre la singola impresa, ma insomma, con molto garbo lo dico perché la parte irriverente questa, una delle parti irriverenti. Il concetto di ciclo produttivo è un concetto che si lega a quello che ho appena detto, della vis espansiva unità produttiva di impresa intesa in senso lato. Se noi abbandoniamo il diritto del rapporto individuale e prendiamo il diritto sindacale, qual è il dato centrale? Il dato centrale è la categoria che poi si suddivide, come ha detto anche benissimo Stefano, in molteplici articolazioni. Perché? Perché è un ambito mobile, un ambito volontario, ma sicuramente quella che è una contrattazione flessibile non può diventare una contrattazione in perdita. E sotto questo profilo credo ancora che se noi parliamo di impresa integrata, e in questo riprendo qualche cosa che Fernando Nardò scrisse qualche anno fa, direi lo scrisse per il gruppo di imprese, ma secondo me ha una valenza più ampia. Il focus deve concentrarsi non tanto sull'interesse unitario, parlo di diritto sindacale, ma sull'interesse comune collettivo. Questo è lo switch, il passaggio che dobbiamo cercare di fare. Quindi diciamo così, un interesse comune esportabile. Sulla base di che cosa? Anche Bavaro l'ha scritto ed altri, anche Attinti lo scrisse, sulla base della unitarietà organizzativa del processo produttivo. Cioè questo è, come dire, lo spazio. E sotto questo profilo io non sono d'accordo con chi ritiene che tutti questi fenomeni, per essere definiti, debbano essere iperregolamentati sul piano normativo. Credo assolutamente no, credo che la vera sfida sia quella della contrattazione collettiva. Dopodiché il legislatore ha un ruolo che il nostro ordinamento insomma, è difficile anche da seguire. Non forme di eteroregolamentazione rigida, come l'amico Bellavista ieri in parte, come dire, ha affermato, ma forme di supporto e di incentivazione a chi fa certe scelte, perché questa è la vera sfida. La vera sfida a livello nazionale, a livello dell'Unione Europea, a livello internazionale. Dopodiché, siccome è già emerso ieri, e io la prendo sempre piano e anche oggi la prendo piano, c'è il tema di politica sociale e il tema politica della concorrenza. E allora non so se a livello di Unione Europea, come dire,
qualche Stato, i nomi credo sia superfluo farli, questi nomi, non sia pienamente d'accordo in relazione a questa, diciamo così, potenziale e possibile evoluzione. Abbiamo detto gruppi, reti, catene globali del valore. Gruppo, diritto commerciale lo regolamenta, il diritto del lavoro molto poco, abbiamo gli obblighi di informazione interno per quanto riguarda i centri collettivi e per quanto riguarda il trasferimento dall'azienda, quando la decisione dipende dal controllante, io comunque devo informare, vabbè, insomma, chi fa professione informa sempre e comunque per evitarsi di prendere un 28 il giorno dopo e bloccare tutto il processo, perché un'altra cosa che dobbiamo ricordarsi, ieri è stata richiamata il GLK, GKK, mi sbaglio sempre, quelli di Campo Bisenzio per intenderci, ma lì, GKK, bravo, io, sugli acronimi già, ma lì qual è, cioè, anche questo tema, e ci arriverò quando dirò due cose alla fine sugli aspetti giurisdizionali, ma il 28, fatto contro le imprese multinazionali, ha un rilievo meramente strumentale. Tu vinci il 28, vuol dire che blocchi l'operazione commerciale. Perché la G, dimmi tu l'acronimo che sono già dimenticato, no, questi ragazzi non problema, cioè lì poteva essere rifatta la procedura, come a Trieste, quello che è successo 20 giorni dopo. E qual è il problema? Che la multinazionale ti mette a budget 10, ti costa 20, l'operazione salta. Quindi un uso strumentale del 28. Cioè non è un tema di tutela del diritto, c'è anche questo, però c'è un tema di cercare di incidere su quelle che sono certe politiche di carattere, come dire, economico. Attenzione, non c'è niente di legittimo, che sia chiaro questo, però insomma, ricordiamoci insieme su quelle che sono le questioni. Chi è che governa e cosa governa? E forse il dato politico alla fine in qualche misura rientra anche in queste scelte. Per quanto riguarda le reti di imprese, qui da professor Alvino, da impresa a rete di impresa, cioè, molto, molto bello perché vuol dire, dà proprio il significato del cambiamento. Tendenzialmente è orizzontale e non c'è un bisogno di controllo. Qui si lega a un tema di territorialità di regola, non sempre. E quindi un altro tema di distretti, un tema che semplicemente indico, ma non affronto perché insomma temo di esondare a prescindere, perché 20 minuti era paragrafo, giusto? Il tema della negoziazione o della, diciamo così, della concezione unitaria a livello di rete e a livello territoriale a prescindere dalla rete. E questo aspetto però, dove questa contrattazione c'è stata, una contrattazione dal lato dei datori di lavoro, nel senso di cercare di non farci concorrenza e abbassare il costo del lavoro. L'altro giorno sui quotidiani, quindi nulla di strano, sulla mia città, Bologna, comunque la provincia, 3 grandi aziende, GDI, ma un'altra che non mi ricordo, quindi multinazionali, pare che abbiano fatto, perché l'attenzione ovviamente, una sorta di cartello dove non si, tra virgolette, rubavano, è brutto, ma insomma i dipendenti, e questo ovviamente era un tema di calmierare e ridurre quelle che possono essere certe esigenze. Ma qui attenzione, la colpa insomma, la responsabilità è di chi probabilmente dall'altra parte si sarebbe dovuto porre come contropotere e non l'ha fatto. E questo cosa presuppone? Presuppone, o avrebbe presupposto, un tema di organizzazione. Poi ci sono le catene globali di valore e qua travalichiamo i confini statali, i confini nazionali, una frammentazione estrema, il problema di potere economico e organizzativo concentrato in imprese capofila, mentre il rischio imprenditoriale è diffuso. E qui, anche su questo ci ritornerò, si dice, ma in realtà certi accordi che definiscono quelli che sono i diritti umani servono, ma non sono quelli che effettivamente riguardano, dovrebbero interessare il diritto del lavoro e il diritto sindacale. È vero, se ci mettiamo la prospettiva dell'Italia, dell'Europa, ma se ci mettiamo la prospettiva di certi
parti del mondo i diritti umani, come direbbero i giovani, sono tanta roba. Ci siamo? Quindi c'è questo aspetto, un altro aspetto che in qualche misura dovrebbe forse essere, come dire, valutato e considerato. Dopodiché gli interventi ovviamente non possono che essere interventi di soft law. Linee guida OCSE, principi guida ONU, direttiva sulla due diligence, molto più importante dal mio punto di vista di quello che possa apparire. Perché è vero che, come dire, non apre direttamente a quelli che sono spazi di negoziazione, ma dà comunque delle opportunità. Dopodiché, e qua richiamo la collega Filì, un concetto che avrei detto più avanti, ma che anticipo, il tema del glocal, cioè globale locale. Cioè, questa è la vera sfida, cioè mettere insieme il livello sovranazionale col livello locale. Questa è la grande sfida. Dopodiché in certe parti del mondo, come dire, il livello, come dire, locale non esiste o è molto troppo debole. Quindi, detto tutto questo, cosa comporta questa frammentazione? Comporta una distanza tra le persone che lavorano nel management. Ma attenzione, anche ieri sera, parlando con dei colleghi, ma ormai la distanza è una distanza ancora più evidente quando chi decide sono i fondi di investimento. Perché decidendo i fondi di investimento, diciamo così, la dissociazione è ancora più evidente. E questo comporta nei fatti una crisi di rappresentatività del sindacato, il quale non dovrebbe rincorrere, dovrebbe anticipare. Cioè non dovrebbe dire no, non si può fare, no. Io propongo questa in alternativa per cercare, insomma, di governare certi processi. Il che cosa comporta? Comporta, credo, che l'impresa integrata debba condurre ad una revisione critica della nozione di datore di lavoro, ma non per inventarsi chissà che cosa. Come ho detto, una vista espansiva del concetto di unità produttiva, dall'altra parte verifichiamo quindi in maniera, come dire, sinergica se ci può essere una diversa concezione della nozione datoriale e modelli di rappresentanza sindacale e di contrattazione collettiva. Per arrivare a che cosa? Per quanto possibile a una regolazione coerente con la realtà economica sottostante. Detto questo, rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva. Quanti secondi ho ancora? 5 secondi, perfetto. Rappresentanza sindacale, difficoltà strutturali a livello interno legate al concetto di unità produttiva e non ne usciamo. Sicuramente sono presenti forme di collegamento tra le RSA, RSU, testo unico del 2014, seconda parte. Attenzione, è possibile però creare su base contrattuale vere e proprie strutture di coordinamento. E qui esondo un altro momento nel pubblico. Il grande problema da rappresentare del pubblico oggi c'è forse, secondo me non c'è, ma perché? Ma perché comunque anche i sindacati del pubblico non hanno istituito forme di coordinamento, che c'è un bel accordo quadro che espressamente lo consentiva. Detto questo, però, la frammentazione cosa comporta? Comporta, e questo è indubbio, una crisi di effettività della rappresentanza, che è quantitativa, quindi copertura sindacale, e qualitativa, cioè capacità del sindacato di incidere sui luoghi della decisione. E quindi che cosa c'è? Ci sono due aspetti: uno scolamento tra spazio giuridico della rappresentanza e spazio economico del potere. Alberto Perulli lo scrisse, ma è sicuramente così. Il secondo aspetto è più che un rischio, secondo me è più che un rischio, è una neutralizzazione funzionale del sindacato confinato in spazi decisionali marginali, ma anche qui è confinato. Ma io posso cercare di uscire dall'essere confinato, ma non richiamando, rincorrendo il passato, ma guardando al futuro, come ci ha detto ieri la professoressa Filì. Cioè, vogliamo andare avanti le robe, perché guardiamo indietro, ragazzi, cioè, che parli di studenti. Cioè, siamo finiti prima di iniziare. È come il tema del numero chiuso a medicina, non più numero chiuso, dove oggi facciamo una programmazione che varrà fra 15 anni, no? Dire, se avessimo pensato un po' prima, forse, ma è come tutta la formazione, ma non entriamo su questi temi, che l'esondazione sarebbe oltremodo eccessiva.
Salto questi passaggi perché altrimenti, voglio dire, finiamo domani mattina. A livello europeo, qual è il dato? A livello europeo abbiamo i comitati aziendali europei. Anche qui la devo recitare. Laura Salfilici dice giustamente, attenzione, perché i CAE non hanno soltanto, hanno formalmente obblighi di informazione e consultazione, hanno quel ruolo, ma in realtà contrattano, è vero. Ma se contrattano vuol dire che cosa? Vuol dire che hanno una forza, che si impongono, vuol dire che il sistema delle relazioni sindacali in quell'ambito e in quel sistema funziona. E quindi questa vis espansiva, ovviamente qual è il tema? Una vis espansiva che però si basa o interagisce con quello che è il modello relazionale della capogruppo, comunque del soggetto imprenditoriale più forte. Dall'altra parte non esiste un obbligo per le imprese di negoziare, ma anche qui, cioè, se non esiste un obbligo per negoziare, bisogna cercare di fare in modo di rendere appetibile la negoziazione. Ma questo sta nei principi generali. Cioè, bisogna cercare di capire in quale misura si possa essere utili all'impresa negoziando certi aspetti. Evidentemente questo è diverso in tutte le parti del mondo. Però voglio dire, questa è una... Non possiamo, cioè il sindacato non può giocare di rimessa, deve cercare di giocare un ruolo, come dire, attivo. Il sindacato, voglio dire, probabilmente potrebbe, poi qua sicuramente qualcuno mi picchierà in maniera indebita dopo, ma il sindacato dovrebbe capire che il mondo è cambiato, cosa che molte volte, voglio dire, non è così chiaro e non è così evidente. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, scolasticamente, aziendale, sovraziendale, territoriale, livello a sé transnazionale, cioè i livelli astratti ci sono. Il problema sono i soggetti e il problema è ancora il dover ridisegnare il proprio perimetro organizzativo da parte delle grandi confederazioni interne sovranazionali. Questo è l'altro, come dire, grande sforzo che dovrebbe essere fatto. Dopodiché questi accordi sono accordi, e quelli transnazionali primi tra gli altri, che nel momento in cui, cioè non dobbiamo pensare che debbano avere un contenuto normativo, definendo diritti e obblighi dei prestatori, che è utopia. E Thomas Hobbes vuol dire scrivere un paragrafo aggiuntivo, ma è un tema di cercare di introdurre per quanto possibile elementi per dare effettività alla tutela dei diritti sindacali. E per quanto riguarda questi accordi transnazionali, dove ovviamente c'è una differenza di contenuto tra contratti, chiamiamo così, europei e contratti, come dire, sovranazionali, anche il semplice fatto di richiamare l'applicazione di quelle che sono, e mi riferisco in particolare alle catene globali del valore, l'applicazione delle risoluzioni, delle raccomandazioni OIL, cioè è un dato importante, perché non è scontato. Intanto lo scriviamo, non è scontato, perché c'è un altro elemento, perché c'è un tema giuridico, c'è un tema economico, ma c'è anche un tema reputazionale, ieri è emerso, e un tema comunicativo. Non è, come dire, fonte del diritto, ma Ferragni docet, ok? Il tema reputazionale, ok? Intanto scriviamole queste cose, poi se sono scritte comunque ci sono e probabilmente un pelo di effettività ci deve essere. Vabbè, ma il Pandoro è il Pandoro. Detto questo, essendo goloso io si vede anche, detto questo, per quanto riguarda, come dire, i contenuti di questo accordo, ho già detto quelli transnazionali che cosa potrebbero, dovrebbero fare. Per quanto riguarda quello di gruppo, probabilmente dovrebbero un po' allentare le fila, cioè non limitarsi a vietare le esternalizzazioni, clausole di procedimentalizzazione, che queste sono le possono anche stare,
aspetti che definiscono trattamenti dell'intera filiera, ma ci vorrebbe anche una, come dire, partecipazione attiva. Dopodiché, l'altro, come dire, l'aspetto di effettività, questo era il punto, lo richiamo, è il tema dell'interazione sovranazionale e nazionale, il global, vuol dire perché senza questo aspetto non si va da nessuna parte, ma intanto però scriviamolo, definiamolo a livello sovranazionale. Della due diligence già qualcosa ho detto, molto è stato detto ieri, però cioè, le disposizioni in materia di due diligence rappresentano, diciamo così, lo spazio, l'elemento per mettere sul tavolo quelle che sono delle questioni. Poi è vero, il pacchetto omnibus è un po', come dire, limitato, ma questo si lega a che cosa? Quello che ho detto prima, sociale concorrenza. Vuol dire, e sono i soliti noti che l'hanno voluto, cioè non l'abbiamo voluto noi, al di là di quello, vuol dire, che si possa scrivere o dire in una logica che va oltre il diritto. C'è il tema detto questo, l'accordo, la giustiziabilità. Allora, sotto questo profilo, anche il professore Micheli aveva scritto questo della giustificabilità degli accordi transnazionali, e questo oggettivamente è un problemino. È un problemino che noi abbiamo però anche al nostro interno. Per esempio, posso fare un articolo 20, quando faccio l'articolo 28, a chi lo faccio in Italia? Lo faccio alla Bellomo SPA, nota multinazionale con sede in Roma, che fattura miliardi di euro, non milioni, miliardi, o la faccio a qualcun altro che in qualche, come dire, località esotica? Meglio, certo, ma in realtà sarebbe sempre lui, questo è il tema. E qui io credo che ci debba essere una vis espansiva per quanto riguarda la nozione di datore di lavoro, che deve essere una nozione di lavoro ampia. Chiudo dicendo una logica di conclusione anche propositiva. Cosa banale, c'è una sfida. Le sfide vanno accolte, vuol dire, non si può dire, non ci si può sedere sulla riva del fiume e aspettare che qualcuno ti risolva il problema, perché vuol dire questo, insomma, noi poi in ambito accademico siamo molto esperti in questo, però vuol dire, è una roba tendenzialmente da non fare, la condotta da non tenere. Qual è la sfida? La sfida è contrastare la frammentazione giuridica, ma contrastare la frammentazione giuridica non con dei vincoli, ma con delle opportunità. Questo è l'elemento di fondo. Cioè noi siamo dei professori, o dovremmo essere professori di diritto, cioè il tema è, nella norma c'è il vincolo, certo, ma la norma ti dà anche un 50% di opportunità, lo devi sfruttare. E l'altro aspetto che i contratti collettivi dovrebbero capire è che da scelte virtuose della contrattazione collettiva possono nascere norme giuridiche. Questo è l'altro elemento che forse bisognerebbe comprendere. E l'altro elemento è recuperare una efficacia rispetto a centri decisionali sempre più distanti dai luoghi di lavoro. E quindi questo, come quello che dicevo prima, questa creazione o ricercare di riperimetrare quello che è l'ambito di riferimento. Il perimetro, dire, è il problema dei problemi che abbiamo poi nel nostro diritto interno, diritto sindacale interno. E quindi un'evoluzione delle forme di rappresentanza e un rafforzamento della contrattazione multilivello. Dopodiché, che cosa, se fossi in Bocconi, ma non sono bocconiano, direi la cassetta degli attrezzi, no? Quali sono le idee, insomma, o le idee, insomma. Sul piano della rappresentanza aziendale, effettivamente cercare di estendere a 360 gradi l'RSU a unità produttive di gruppo e di rete, cioè fare una diciamo così, non solo e non tanto coordinamento, ma creare un effettivo soggetto. In ambito bancario, vuol dire, accade. Creazione di organismi di coordinamento tra territorio e azienda, e poi sperimentare forme di contrattazione interaziendale di area vasta. E quindi quali sono le direttrici di riforma? Sulla base di quello che abbiamo anche visto, cercare di rafforzare la rappresentanza transnazionale. Il tema è tocchiamo i
gli diamo un effettivo potere negoziale, non lo so, non la vedo, anche perché il problema qual è? Che si scontra con quelle che sono le soluzioni veramente interne. Però sicuramente un ripensare a forme di rappresentanza multilivello capaci di incidere sugli standard di lavoro può essere sicuramente pensato. Coordinamento, il local, credo sia fondamentale tra i livelli di contrattazione, cioè integrazione tra negoziazione aziendale, territoriale, settoriale, sovranazionale, con strumenti di coordinamento. 3, ridefinire i confini dell'impresa ai fini della rappresentanza, definire quello che è uno spazio collettivo di riferimento, e che io parli di spazio collettivo di riferimento, vuol dire, stiamo esondando, però vuol dire, questo secondo me è un aspetto da... E ultimo, le tecnologie. Allora, le tecnologie, questo grande male, l'altro pomeriggio abbiamo perso 3 ore, adesso mi parte in collegio interdipartimentale, perché ragazzi, voi non ascoltate, ma succede credo, pare che insomma ci sia un certo confezionamento di tesi sulla base dell'intelligenza artificiale. Allora, come combattere questo fenomeno, no? Io che sono meno giovane, no? Ho detto, però in realtà si può fare come si faceva una volta, quando non c'era l'intelligenza artificiale. Tu prendevi, perché anche il tempo, cioè, si è sempre copiato, avete sempre copiato, ragazzi, non è una roba moderna, no? Tu prendevi, iniziavi a dire, ma scusi, non capisco questo passaggio, perdevi un po' di tempo, però alla fine il tema veniva. Ma per dire che cosa, però? Che l'intelligenza artificiale o comunque i sistemi tecnologici sono una grande opportunità, che va governata. Va governata in una prospettiva dove qualcuno di noi valuta il tema anche nell'ambito dell'oggetto di obbligazione contrattuale, ma la vulgata massima e corrente è limitiamo i poteri, ma arrivo al punto. Il tema rappresentanza e contrattazione collettiva, quindi il tema di diritto sindacale, se noi attiviamo piattaforme digitali, forme di rappresentanza digitale, quantomeno diamo un'apertura. Poi devi dimostrare il fatto che questi non possono partecipare, non vogliono partecipare. E non esiste il fatto che paesi del nord e del sud Europa, o del nord del mondo, meglio del sud del mondo, perché certi aspetti tecnologici in certi paesi apparentemente sud del mondo funzionano meglio che nel nord del mondo. E quindi questo, come dire, è un'altra sfida, un'altra opportunità. Credo che quello che noi dobbiamo, come dire, cogliere è quello di accettare una sfida effettivamente nuova e cercare anche di favorire dall'esterno quelli che possono essere certi progetti. E soprattutto, e chiudo, si parla di conflitto. Anche ieri Alessandro Bellavista, poi lo riferirò, dice, ma abbiamo fatto questa ricerca e la frammentazione nei servizi pubblici essenziali ha creato maggiore conflittualità. E quindi è una cosa brutta che va vietata per legge. Adesso, ci ho capito bene? Allora qua forse la domanda da farsi è, magari mettiamo una regolina per capire chi può proclamare lo sciopero, in che misura, in che ruolo, eccetera, eccetera. Ma il conflitto non può essere il modo per risolvere le questioni. Tu devi prima prospettare un percorso, e un percorso in maniera attiva, perché altrimenti, voglio dire, noi rimarremo non fermi dove siamo, ma come il gioco dell'oca, tornare dal via. Scusate, ho esondato, però... Grazie alla stimolante relazione del professor Boscati, che ci ha insegnato che appunto con una spinta gentile si può migliorare, però ovviamente bisogna avere delle idee dietro e capire in che direzione si vuole andare. Allora, a questo... Sì. Al di là delle
delle spinte e delle indicazioni di prospettiva. Io vorrei ringraziare il collega Boscati perché, a dire il vero, l'utilità di incontri come questi, da un lato, e sicuramente condivido la sua impostazione, cioè, può essere quella di ampliare e di aprire nuovi margini di riflessione teorica, ma anche quella di inserire nuovi tasselli interpretativi a legislazione invariata che si adeguano a queste nuove prospettive. In particolare a me mi ha colpito molto effettivamente e si salda con quello che è stato detto ieri, la riflessione sul concetto di unità produttiva. Ieri abbiamo parlato e molti interventi sono stati dedicati all'ampliamento del perimetro della delimitazione dell'entità imprenditoriale. E giustamente Alessandro Boscati fa notare una cosa: se questo vale a proposito di alcuni istituti, a proposito di alcuni istituti del rapporto di lavoro, perché non dovrebbe valere a legislazione invariata anche per l'idea di unità produttiva? Quindi sia per gli istituti del rapporto, sia ipoteticamente per gli istituti connessi all'attività sindacale, su questi nuovi confini del soggetto impresa possiamo cominciare a riflettere. È una componente non de iure condendum di questa spinta gentile, ma probabilmente anche che dà un contributo importante perché può essere sperimentata in qualche misura a legislazione invariata. Scusami, ma volevo dirlo perché mi sembrava... Perfetto, sì, soprattutto un ulteriore messaggio da mandare, da lasciare, una lezione da lasciare a questi giovani studenti di economia, che ringrazio per la loro presenza folta in questo periodo delicato, quindi sono consapevole che essere qua ad ascoltare un seminario in periodo di esami è un sacrificio, ma spero che appunto sia un sacrificio che ha delle ricadute positive sul vostro futuro. In brevissima sintesi, chiudendo la fase delle relazioni, che lezione potete portare a casa? Ma potete essere più consapevoli del fatto che il diritto del lavoro non solo è integrato con altri diritti, per usare le parole chiave che abbiamo usato in queste 2 giornate, è integrato con i diritti base tradizionali, partendo dal diritto privato, dal diritto pubblico, o i nuovi diritti pensando ai livelli che abbiamo visto del futuro, all'internalizzazione, all'Unione Europea, ma sempre più su questi temi che abbiamo trattato in queste giornate, il diritto del lavoro è sempre più intrecciato con il diritto commerciale, che quindi le politiche sociali devono fare i conti con la concorrenza, quindi con un diritto che è sbilanciato non come il nostro lavoro sul lavoro, ma è sbilanciato sul capitale. E se è sul capitale e le sue varianti e trasformazioni, perché anche il capitale è in via di trasformazione, anche il capitale è sovranazionale, allora si capisce benissimo l'accenno che ha fatto ieri il professor Proia, PI, non a caso PI di questo PRIN, quando ha detto attenzione, stiamo maneggiando delle tematiche che hanno delle ricadute anche sul concetto di democrazia. Quindi tutto torna ed è una lezione importante per capire le varie diramazioni dei discorsi che stiamo affrontando e anche per capire qual è la sfida per voi giovani, che è quella di anticipare il futuro. Non si può fare nient'altro che cercare di anticipare il futuro, non si può fermarlo, ma bisogna cercare di anticiparlo. Riprendiamo con gli interventi programmati e ripartiamo dalla coda della sessione 1 e quindi prende la parola per primo il dottor Paolo Bernardo di Roma 3 che interviene sul tema della delocalizzazione. Passo. Sì, grazie Presidente, e ringrazio anzitutto i relatori, sia quelli della sessione di oggi che della sessione di ieri, e ringrazio ovviamente i professori Balletti e Foglia per l'invito. Allora, posso? Sarò brevissimo. Allora, il tema oggetto del mio intervento è quello relativo al fenomeno delle delocalizzazioni e alle misure di contrasto a tutela del lavoro previste in particolare dal legislatore nazionale. Su questo segnalo subito in apertura che
ci sono state delle significative novità legislative sulle quali cercherò di concentrare l'attenzione. Allora, il tema si inserisce nel quadro che è stato benissimo rappresentato dalla professoressa Filì nella sua relazione di ieri, e quindi non è necessario fare ulteriori premesse in termini di limite intrinseco della territorialità delle leggi, eccetera. Qui diciamo che il problema che appunto è stato contestualizzato dalla professoressa Filì, vi sono almeno un paio di problemi. Anzitutto si determina un problema di regolamentazione giuridica, di disciplina lavoristica nei confronti dei vari attori e soggetti interessati nelle catene globali del lavoro, soprattutto in termini di responsabilizzazione dell'attività di impresa. Ma l'altro aspetto di interesse sul quale io mi volevo concentrare, un po' l'altra faccia della medaglia, è quello relativo ai problemi provocati da questi fenomeni sul piano occupazionale, produttivo e occupazionale, soprattutto per quanto riguarda i paesi di origine. E qui ovviamente si inserisce il tema della delocalizzazione, che è un tema che conosciamo, è un fenomeno molto complesso, non solo dal punto di vista giuridico, ma prima ancora dal punto di vista economico. Ora, il legislatore nazionale recente ha anche sollecitato dall'opinione pubblica preoccupata per le conseguenze occupazionali, sono stati citati alcuni casi come GKN, eccetera, si è adoperato fortemente per cercare di predisporre delle misure tese a contrastarne la diffusione. Ora, questo compito chiaramente non è affatto agevole perché le delocalizzazioni, è emerso in molte delle relazioni anche di oggi, si svolgono nell'ambito di un ampio e complesso quadro giuridico e di multilevel governance del mercato globale, nazionale, europeo e internazionale, dove le libertà di impresa e di mercato sono fortemente garantite, e quindi non è semplice individuare e predisporre delle misure legislative che sì che simpliciter vadano a come dire, limitare il fenomeno della delocalizzazione. E dunque bisogna trovare alcuni modi, altri piani di azione. Il legislatore recente ha individuato un nucleo normativo in quelle norme che si riferiscono alle delocalizzazioni effettuate dalle imprese che abbiano beneficiato o intendano beneficiare di aiuti pubblici economici. Quindi questo è l'ambito di riferimento. Il diritto nazionale qui prende in considerazione il fenomeno entro ambiti limitati, quindi prevedendo una sorta di onere di non delocalizzare quale condizionalità per beneficiare o continuare a beneficiare dell'agevolazione economica. Ora, queste sono norme che erano contenute, come sappiamo, nel decreto dignità del 2018, articoli 5 e 6, e qui c'è la novità che ho detto, cui ho fatto riferimento in apertura, perché il decreto legislativo 184 del 2025, cosiddetto codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio del 2026, è intervenuto per, come dire, un po' riscrivere questa disciplina all'articolo 16. Ora, la linea direttrice, lo dico subito, è quella di intervenire con maggior rigore, un aggravamento degli obblighi procedurali, un aggravamento delle sanzioni. Ora, qui non ho il tempo per entrare dentro a tutte le novità, ne segnalo due. La prima è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 16, dove viene previsto che queste imprese debbano comunicare, quindi un altro obbligo procedurale rispetto a quelli che già sono previsti nell'altra categoria normativa che viene spesso considerata come norma antidelocalizzazione, quella di cui è la legge di bilancio del 2022.
dove c'è un'ulteriore procedura di informazione e consultazione sindacale. E qui c'è un altro obbligo, viene previsto, di comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e al Ministero del Lavoro entro 60 giorni dalla delocalizzazione, e in assenza viene prevista una sanzione normativa che è quella della nullità dei licenziamenti economici eventualmente intimati e concernenti l'unità produttiva interessata. Questa sanzione della nullità anche era stata già prevista all'interno delle norme del 2022. E l'altro elemento di novità è che appunto queste decadenze, sanzioni amministrative si applicano anche nei confronti di quelle imprese che all'esito di quella procedura del 2022, prevista dalla legge 2022, cessino definitivamente l'attività produttiva, una parte significativa della stessa con contestuale riduzione di personale superiore al 40%. E qui c'è un po' il passaggio dalla considerazione del fenomeno della delocalizzazione propriamente inteso, che è un fenomeno molto complesso, come dicevo prima, e che diventa difficile definire anche dal punto di vista di fattispecie astratta, a cui ricondurre tutte le fattispecie concrete. E quindi il legislatore invece va a come dire, indirizzarsi verso il fenomeno semplicemente delle cessazioni di attività di grandi imprese. Ora, e chiudo, così sono breve, diciamo che la parola chiave è la pluralizzazione nei confronti di questo fenomeno, pluralizzazione di procedure, pluralizzazione di sanzioni. Questo chiaramente determina un forte limite nei confronti della libertà d'impresa e quindi può far sorgere una serie di dubbi di legittimità costituzionale. E su questo quindi volevo chiudere. A mio avviso, nel complesso queste discipline, pur sollevando dubbi di opportunità nel merito, che sono già stati in realtà segnalati in alcune relazioni, soprattutto anche dal professor Boscati, ossia sul piano politico, e questo può anche determinare una sorta di mismatch, non solo nel raggiungimento dubbi di opportunità, nel raggiungimento della finalità di limitare la delocalizzazione, ma un possibile mismatch con riferimento all'attrattività degli investimenti. In ogni caso, a mio avviso, è nel complesso costituzionalmente legittima. Perché? Perché l'articolo 41,2 della Costituzione riserva un ampio margine di discrezionalità all'opera di bilanciamento da parte del legislatore, e soprattutto perché queste norme non vanno ad inibire, cioè non c'è un veto nei confronti della libertà di delocalizzare e di cessare l'attività. Qualche dubbio potrebbe come dire, esservi con riferimento all'applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza con riferimento ad alcune norme specifiche. Mi fermo. Perfetto, grazie Presidente. Un ringraziamento dovuto e sincero agli organizzatori, il professore Balletti e la professoressa Foglia, per questo convegno così ricco e la splendida ospitalità. E dovuti sono anche i ringraziamenti ai 4 relatori, perché ci hanno restituito con le loro relazioni tante indicazioni per orientarci in un tema così complesso. Ecco, in questo spazio gentilmente concesso vorrei proporre una riflessione breve sull'impresa digitalmente integrata, o almeno su alcuni suoi profili, perché secondo me attenzionare alcuni processi è importante, perché talvolta l'integrazione digitale funziona come detonatore per nuovi fenomeni di frammentazione produttiva e va ad acuire, specie sul piano transnazionale, alcune criticità che già conosciamo. Questo in realtà è possibile scorgerlo in tutte e 3 le dimensioni dell'impresa integrata, che giustamente sono state sottolineate anche nel titolo di questo convegno: gruppi, reti e catene globali del valore, perché oggi i gruppi
gruppi sono gruppi digitali, le reti sono reti di interoperabilità e di dipendenza tecnologica, laddove la dipendenza tecnologica equivale di fatto a poteri, e le catene globali del valore non sono più solo fisiche, geografie produttive, ma sono filiere di dati, di decisioni automatizzate, di software globalmente distribuiti che oggi intercettano anche il lavoro intellettuale da remoto. Rispetto a questa realtà che è in trasformazione e in evoluzione, mi limito a segnalare soltanto 2 punti che secondo me sono proprio nevralgici. Rispetto alle catene di dipendenza tecnologica, la questione è centrale con riferimento alle catene di appalto labor intensive, soprattutto quando hanno un alto contenuto tecnologico e si diceva ieri nel settore della logistica, ciò è cruciale. Su questo fronte, il problema qual è? Che l'integrazione tecnologica possa in qualche modo offuscare i centri di imputazione dei poteri e delle responsabilità. E mi pare in qualche modo ragionevole, come sottolinea un certo orientamento giurisprudenziale di merito che è stato anche evocato ieri dal professore Albino, mi pare ragionevole affermare che in questi contesti la genuinità dell'appalto, la verifica della genuinità dell'appalto non possa prescindere dalla verifica dell'impatto che quella tecnologia ha sull'autonomia organizzativa del datore di lavoro formale. Perché, in altre parole, se gli strumenti digitali indispensabili per svolgere la prestazione hanno un impatto sui poteri datoriali e sono nella disponibilità esclusiva della committenza, questo diventa un indicatore molto forte per capire dove vengono esercitati i poteri di organizzazione, direzione e controllo. In effetti l'appaltatore non può dirsi titolare del governo delle prestazioni se nei fatti il lavoro è innestato in una rete di dipendenza tecnologica imposta prima e dominata poi dalla committenza. E questa conclusione, diciamo che supera un po' lo stress test e ci lascia uno scenario relativamente rassicurante, almeno finché il lavoro resta nei confini domestici. Ma il problema è proprio questo. Con la integrazione digitale, l'esternalizzazione e la frammentazione del ciclo produttivo assume facilmente una dimensione sovranazionale. Non c'è neppure più lo scoglio di dover ricercare una partnership con un'impresa fisicamente allocata in una zona terza di esternalizzazione, perché si può ricorrere a piattaforme online che con l'efficienza della gestione algoritmica frammentano la produzione in una miriade di microcommesse e la distribuiscono in una platea di lavoratori potenzialmente connessi da qualunque stato. E su questo versante che lo stress test è meno rassicurante. Ora, nell'economia dei tempi io mi limito soltanto a 2 brevissime osservazioni su questo punto. La prima è che nell'impresa tecnologicamente integrata il lavoro assume sempre maggiori tratti di internazionalità senza un necessario dislocamento fisico della manodopera. E questo mette in crisi in qualche modo quei criteri di determinazione della legge applicabile che ci siamo dati a partire dal regolamento Roma 1 del 2008. Sappiamo che per i rapporti di lavoro con elementi di internazionalità vi sono 4 criteri indicati nel regolamento, gerarchicamente orientati, fra cui spicca per centralità e rilevanza il criterio della lex loci, cioè del luogo a partire dal quale il lavoratore fisicamente svolge la prestazione. Ecco, ma se l'impresa digitalmente integrata è stabilita in un paese economicamente avanzato e si avvale di società high-tech che reclutano da remoto lavoratori che svolgono la prestazione in paesi in via di sviluppo, è evidente a mio sommesso avviso che quel presidio antidumping costituito dalla lex loci viene meno. E quindi è evidente che qui il problema è che la disciplina è pensata per regolare la mobilità fisica, ma non quella da remoto virtuale che dir si voglia. E lo stesso può dirsi anche sulla disciplina del distacco transnazionale, contenuta nelle direttive del 96 del 2018. E dunque è necessario quantomeno una diversa disciplina. In chiave interpretativa si potrebbe in qualche modo valorizzare il collegamento funzionale dal luogo a partire dal quale la prestazione è organizzata o diretta. Si potrebbe forzare, sottolineo forzare, il ragionamento della Corte di Giustizia sul caso Ingmar del 2000, argomentando in qualche modo che quando la prestazione è resa, anche se prestata da lavoratori da remoto extra-UE, è resa ed è stabilmente inserita nell'organizzazione di un'impresa, di una piattaforma stabilita in Europa,
allora in qualche modo sussiste quel collegamento sufficientemente stretto tale da giustificare l'applicazione degli standard europei di tutela, ma è chiaro che si tratta di una prospettiva, di un'interpretazione forse eccessivamente estensiva che però riuscirebbe a creare una leva antidumping per le imprese digitalmente integrate. È evidente che la soluzione preferibile sarebbe sempre quella di un intervento sulla mobilità virtuale che viene anche invocato spesso dall'OIL, ma segnalo con un po' di stupore che il comitato dell'OIL per la definizione delle norme sul lavoro dignitoso dell'economia virtuale, con un documento del 12 giugno 2025, indicano tantissime cose interessanti, ma non mettono in discussione il criterio della Lex Loci, quindi rimane questa criticità strutturale. Ultima battuta sulla territorialità del diritto, secondo me è importante, come diceva ieri la professoressa Fili, coltivare questa dimensione, avvalersi di strumenti, per questi problemi avvalersi di strumenti di hard law, perché gli strumenti di soft law impiantati sul paradigma volontaristico della responsabilità sociale d'impresa hanno palesemente fallito, quindi strumenti di hard law con portata extraterritoriale. Ora sappiamo che le principali armi per combattere questa sfida erano la direttiva sul report di sostenibilità del 2022, la direttiva di due diligence che sono state insomma armi spuntate dal pacchetto Omnibus, come è stato detto ieri, però qualcosa è rimasto e in particolare è rimasta la valorizzazione della partecipazione sindacale e del dialogo sociale in chiave transnazionale. L'articolo 7 della direttiva due diligence, come diceva il professore Boscati, impone una consultazione preventiva dei rappresentanti, che è importante perché poi segnala anche nei considerando come questa sia un argine alla deresponsabilizzazione dell'impresa integrata, ed è qui che quindi si riduce poi la grande sfida, quella di fare attecchire la rappresentanza collettiva in dei luoghi dematerializzati e disaggregati dell'impresa digitalmente integrata e poi dare forza alle intese transnazionali che oggi si reggono su un equilibrio molto fragile, su fonti eterogenee per lo più di soft law, in un clima sostanzialmente di anomia internazionale. E quindi qui prevale in qualche modo quell'atteggiamento pessimistico della ragione che evocava ieri la professoressa Filì, ma un piccolo incoraggiamento c'è in una recente tendenza ad applicare più azioni collettive extraterritoriali. Chiudo. Ci sono due casi molto interessanti del 2025 che hanno coinvolto tanti lavoratori, content creator, per le aziende di Shein e Revel Group, che sono colossi ormai, e qui diciamo che l'azione collettiva extraterritoriale è riuscita ad ricomporre interessi che altrimenti sarebbero rimasti frammentati in delle catene sovranazionali del lavoro. Grazie. Grazie alla dottoressa Pia De Petris, al momento riconducibile all'Università di Milano Statale. Grazie anche per il fatto che attualmente mi pare che la dottrina si stia soffermando tantissimo sul aspetto delle modifiche alla professionalità conseguenti all'innovazione digitale, quindi tutto un fiorire di monografie sulla professionalità, mentre invece rimane ancora un po' in ombra il problema del luogo di lavoro, il problema del luogo che cambia dimensione, nel senso che con la connessione diventiamo, è vero, sempre più vicini, ma digitalmente più vicini, mentre possiamo essere fisicamente più lontani, e questo cambia la prospettiva dal punto di vista della dislocazione della forza lavoro. Quindi una riflessione molto importante da coltivare. Allora, con questi due interventi, come anticipato, abbiamo chiuso gli interventi programmati formalmente riconducibili alle relazioni di ieri. Cominciamo la parte seconda di interventi programmati. Su questo punto ringrazio i colleghi Simone Caponetti dell'Università di Padova e la professoressa Laura Foglia dell'Università della Campania per aver dato spazio agli altri colleghi per la presentazione orale, riservandosi di presentare il testo scritto che leggeremo con curiosità, e quindi diciamo abbiamo qualche minuto in più da dedicare alle relazioni degli altri. E cominciamo con gli interventi programmati seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico.
Quindi cominciando da Andrea Bollani dell'Università di Pavia, che mi ha anticipato, e ringrazio tutti quanti di questa seconda sessione per avermi anticipato le parole chiave dei loro interventi, che mi ha anticipato che si occuperà del ruolo della contrattazione collettiva. Grazie Presidente, e grazie di cuore a Emilio Balletti e a Laura Foglia per l'invito e per la squisita ospitalità che ci hanno riservato in questi 2 giorni. Il tempo piuttosto ristretto, diciamo, a mia disposizione, se da un lato spero circoscriva il rischio che poi il professor Santoni censuri le cose che sto per dire quando concluderà, dall'altro però mi ha imposto di operare una scelta come dire, nella vasta congerie di possibili temi da trattare, e mi soffermerò appunto, mi è parso giusto in coerenza col titolo di questa sessione, sul rapporto tra le fonti di disciplina legali e contrattuali che vengono impiegate nelle materie di cui oggi discutiamo. Noi lavoristi siamo tutti cresciuti ovviamente con la radicata e ben fondata convinzione che il diritto del lavoro sarebbe altro da sé se non si fondasse sulla centralità della contrattazione collettiva, e che in fin dei conti il proprium della nostra materia è certamente rappresentato dal suo peculiare assetto delle fonti di disciplina. Siamo però anche noi lavoristi tutti ben consapevoli dell'ammonimento secondo il quale il contratto collettivo può molto, ma non può tutto. Solo che rispetto ai tempi della prolusione manciniana del 63 e della costruzione giuniana della legislazione di sostegno del 70, a me pare che si debba prendere atto che di fronte ai bisogni di tutela e alle esigenze di regolazione che emergono dal substrato socio-economico profondissimamente mutate, oggi noi si deve prendere atto che anche la legge può molto, ma non può tutto. Non può tutto nelle filiere produttive globali, ce l'ha detto molto bene e molto chiaramente ieri Valeria Filì, a causa del limite insito nella territorialità del diritto, oltre che a causa della scarsa effettività e della limitata coercibilità degli obblighi assunti dagli Stati col diritto internazionale del lavoro. Cioè, cosa facciamo se una convenzione dell'OIL non viene correttamente applicata? Invadiamo militarmente la Thailandia per farla rispettare? Ma la legge non può tutto, ovviamente nemmeno con limitato riguardo al mercato del lavoro domestico, perché in un sistema come il nostro, fondato sulla relazione gerarchica tra le fonti legali, in un sistema di Costituzione rigida, l'intervento eteronomo, ad esempio, su un tema individuato non certo a caso, ad esempio in tema di scelta del contratto parametro a fini retributivi, per dirne una, l'intervento eteronomo si deve sempre misurare con il problema niente affatto trascurabile della non determinabilità su base autoritativa del perimetro della categoria. E allora, provando a modificare un poco e a disarticolare l'ordine delle parole della nota massima, mi sentirei oggi di dire che il contratto collettivo non può tutto, ma può molto. Il significato della frase è complessivamente lo stesso, ma il rovesciamento dell'ordine tra proposizione principale e avversativa, dal mio punto di vista, vuole conferirvi un'enfasi e un'accentuazione almeno parzialmente diversa, perché la negoziazione collettiva ha già dimostrato di possedere rilevanti potenzialità anche in materia di catene globali del valore. Si tratta di esperienze negoziali oramai abbastanza conosciute, maturate tra l'altro, badate, autonomamente e prima della direttiva due diligence, e che anzi possono essere, come dire, un indicatore di come muoversi per sopperire ai deficit della incipiente versione emendata della direttiva. Esperienze consistite in accordi transnazionali tra federazioni sindacali, appunto, transnazionali e compagnie o gruppi di imprese multinazionali, gruppi anche italiani, come nel caso di Eni, ad esempio, e nei quali
sono stati riconosciuti diritti dei lavoratori in materie quali l'orario di lavoro, la retribuzione, la salute e la sicurezza, la formazione, persino in relazione alla materia dei processi di ristrutturazione aziendale. Qui non ho il tempo ovviamente adesso di soffermarmi analiticamente su queste vicende, ma credo sia abbastanza conosciuto il caso dell'accordo ormai risalente a più di 10 anni fa di Inditex, la multinazionale tessile che ha in pancia marchi molto noti, Zara per dirne soltanto uno, attraverso cui al sindacato è stato concesso l'accesso non solo a informazioni ma anche a luoghi fisici della produzione per verificare eventuali violazioni, e nel bilancio sindacale del 2022 si è dato conto del verificarsi di accessi, chiamiamoli in senso lato ispettivi, realizzati congiuntamente in oltre 100 siti produttivi. O ancora, qualcuno ricorderà l'accordo globale per il Bangladesh originato da quella terribile vicenda risalente, se non rammento male, al 2012 o 2013. L'accordo è stato poi esteso su base globale nel 2021 e anche lì, in materia di salute e sicurezza nelle fabbriche, ha consentito lo svolgimento di ispezioni e verifiche che hanno determinato l'adozione di misure correttive in oltre 1500 siti produttivi, oltre alla elaborazione di programmi in materia di formazione alla sicurezza. Ecco, io, al pari del collega Boscati, non sminuirei il contenuto di questi accordi, rilevando che in fin dei conti introducono solamente diritti basilari, perché, come appunto diceva anche il professor Boscati, in certe aree del mondo non è così poco parlare anche di diritti basilari, perché vedete, dei diritti non importa soltanto come sono scritti, importa soprattutto quanto riescano ad essere effettivi. Secondo voi è preferibile un Global Framework Agreement, cioè un accordo collettivo globale che impegni a mantenere stabili i volumi degli ordinativi verso i fornitori dei paesi emergenti, così garantendo quelle imprese, diciamo, marginali e indirettamente i loro dipendenti, o sono preferibili le norme al tempo stesso, secondo me, protezionistiche e velleitarie, che tendono a limitare le delocalizzazioni? Dico limitare, non impedire, perché soltanto chi avesse la velleità di svuotare il mare usando un cucchiaino potrebbe pensare di impedire le delocalizzazioni. E poi, concludo Presidente, ci sono le clausole sociali di cui ci ha parlato Stefano Bellomo nella sua relazione di stamane. Penso in particolare non tanto a quelle tese a imporre determinati standard di trattamento, quanto soprattutto a quelle invece volte a garantire continuità occupazionale. E beh, che cosa sono le clausole sociali in materia di continuità occupazionale, variamente ovviamente configurate dalle parti sociali, più o meno stringenti, se non un modo, certo, gravato dal limite della circoscritta efficacia soggettiva del contratto collettivo, se non un modo di arrivare laddove l'articolo 2112 del codice non riesce ad arrivare per carenza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie. Il che, in definitiva, mi sembra ci possa indurre a dire che, rifuggendo, se posso, dal pessimismo della ragione, la contrattazione collettiva è e rimane, malgrado la crisi di rappresentatività e di credibilità in cui versano oggi le organizzazioni sindacali, sindacati datoriali inclusi, sia la contrattazione collettiva una risorsa fondamentale del nostro diritto del lavoro e forse, lo dico un po' provocatoriamente, ha più bisogno oggi la legge del contratto collettivo che non il contratto collettivo della legge. Grazie. Grazie Andrea. E questo ci passa subito all'intervento successivo che riguarderà la retribuzione negli appalti, e ce ne parla il professor Stefano Cairoli dell'Università di Perugia.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Premetto un ringraziamento sentito, non solo rituale, al professor Balletti e alla professoressa Foglia per avermi invitato. Il tema su cui mi soffermerò è quello delle tutele negli appalti, che rappresenta un osservatorio privilegiato sulle principali tensioni che attraversano il diritto del lavoro. La capacità del precetto costituzionale di garantire retribuzioni sufficienti, il ruolo e i limiti dell'autonomia collettiva nei minimi salariali, l'emersione del public procurement come leva di politica sociale e i vincoli imposti dall'ordinamento euro-unitario. Partiamo dal dato de iure condito. Qui mi rivolgo soprattutto agli studenti per dare un riferimento. La tutela retributiva negli appalti è distinta tra appalti pubblici e privati. Per gli appalti pubblici abbiamo l'articolo 11 dell'allegato 101, decreto legislativo 36/2023, e per i privati il DL 19/2024. Entrambe le norme di legge individuano un contratto leader sulla base della maggiore rappresentatività comparativa ed è sulla base di questo requisito che si individua il contratto collettivo parametro. Non sono identici, c'è una differenza rilevante sul trattamento individuato, perché negli appalti pubblici l'applicazione di questo contratto collettivo è integrale. Invece nella disciplina privata abbiamo un trattamento economico normativo complessivo da rispettare. Tutti però sappiamo che la giurisprudenza non ha abdicato alla propria funzione di garanzia del precetto costituzionale, mi riferisco all'articolo 36. Lo ha fatto ad altri fini con le sentenze di ottobre 2023 sul tema della vigilanza, ma ha detto chiaramente che anche in presenza di un contratto leader, quindi di soggetti dotati della rappresentatività indicata dalla legge, il giudice resta custode dell'attuazione del precetto costituzionale. E questo in qualche modo è anche necessario perché assistiamo a contratti collettivi che, seppur firmati da soggetti dotati della rappresentatività indicata dalla legge, questi contratti collettivi non riescono a raggiungere la soglia neppure della sufficienza. Anche per quel che ci ha detto Stefano Bellomo nella sua relazione, non basta misurare la maggiore rappresentatività comparativa lato sindacale, c'è un grosso problema di misurazione anche dall'altro lato del tavolo. Come interviene? Ecco, non basta neppure applicare il criterio riesumare il criterio della parità di trattamento, applicando i trattamenti retributivi della committente, perché nulla assicura che anche la committente non applichi un contratto pirata o un contratto che va sotto soglia. Su queste basi si sovrappone la legge delega 144 del 2025, articolo 1,2. Non mi soffermo sul criterio che tutti conoscete, il nuovo criterio della maggiore applicazione, a mio avviso non rassicurante perché rischia di legittimare il dumping, che lo hanno già detto in molti, ma mi interessa dire in questa sede che si pone in modo diverso, radicalmente diverso dalla disciplina attualmente vigente, perché il criterio della maggiore applicazione ci suggerisce oggi alla lettera B l'applicazione di contratti maggiormente applicati e non più stipulati da soggetti comparativamente più rappresentativi. E questo impone di capire di fronte a questo contrasto che situazione giuridica potremmo incontrare per gli appalti pubblici e per gli appalti privati. Per gli appalti pubblici io credo che la questione del contrasto si possa risolvere sulla base della specialità della disciplina degli appalti pubblici. Del resto, quando la legge delega ha voluto fare salva, è vero che quando la legge delega ha voluto fare salva una normativa speciale lo ha fatto escludendo il lavoro pubblico privatizzato nell'articolo 4 e in questo caso non lo fa. Però ritengo che la disciplina degli appalti pubblici abbia tratti di specialità idonei per non per non essere coinvolta direttamente dalle modifiche della legge delega. Diverso il discorso è per gli appalti privati, perché la normativa fa un chiaro riferimento a tutti gli appalti, nella lettera A. E questo mi fa pensare che in qualche modo, anche se il decreto attuativo non dicesse niente, già sulla base della legge delega noi potremmo ipotizzare una abrogazione implicita delle parti non conformi del DL 19 del 2024. Il problema però non riguarda
a mio avviso, per gli interpreti, lo ius superveniens, perché dove c'è uno ius superveniens c'è un'abrogazione espressa o implicita, ci sarà, di questo decreto 19/2024. Io vorrei sottolineare che esiste un grosso problema di raccordo tra le due norme, perché la legge 144 non si sovrappone completamente rispetto al DL 19/2024. Faccio alcuni esempi. Innanzitutto fa riferimento solo agli appalti di servizi e non menziona gli appalti d'opere. Quindi ci lascia il dubbio su questa categoria di appalti, su quale sia la disciplina applicabile. In secondo luogo ci indica il trattamento economico da applicare, ma nulla dice sul trattamento normativo. Quindi questo creerà strane sovrapposizioni di discipline applicabili, forse risolvibili con la contrattazione adattiva di livello aziendale, sempre prevista nella legge delega. E poi distingue l'applicazione in base all'oggetto e non alla zona, diversamente da quanto fa il decreto del 2024. Il quadro è ulteriormente complicato dagli enti territoriali, perché tutti sappiamo ci sono enti comunali e regionali che sono intervenuti ponendo una tariffa oraria di 9 euro l'ora, che a mio avviso si può catalogare come misura di legal warfare, di protesta da parte di questi enti, ma sul piano giuridico è destinata a non prevalere, perché abbiamo un articolo 117,2 lettera L, la Corte Costituzionale non ha rifiutato di intervenire perché non era stato posto correttamente il quesito giuridico alla sua attenzione, ma quando sarà interpellata non potrà che rilevare che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere determinati a livello nazionale e quindi non possono essere decisi a livello territoriale. E aggiungerei anche un problema di tutela della concorrenza, perché la giurisprudenza eurounitaria, qui entra in gioco il diritto europeo, ci impone di assicurare trattamenti uniformi sul terreno nazionale. Non di meno il problema esiste, perché la Fondazione Consulenti del Lavoro, da molti richiamata, ha rilevato per esempio che 22 su 63 contratti nazionali sono sotto la soglia di 9 euro l'ora, che è tra l'altro la soglia prevista ad esempio in Spagna, per fare un esempio, e la Spagna non ha un reddito pro capite superiore all'Italia. Anche in Francia è di 12 euro, ma la Francia non ha un PIL superiore di un quarto all'Italia, un PIL superiore del 5% se guardiamo i recenti dati dei costi dei beni di consumo. Quindi sono indicazioni da non trascurare a mio avviso. Quindi lo strumento regionale non può operare, ma forse una riflessione sulla possibilità di intervenire con uno strumento nazionale dovremmo considerarla non solo per gli appalti, ma sicuramente anche per gli appalti. E qui io faccio mie da ultimo le parole ad esempio del professor Pizzoferrato, che in un suo recente scritto ha avanzato una soluzione per un intervento legislativo sul solo versante del salario minimo di valenza generale, perché tarato sul minimum vitale, ma di applicazione circoscritta a quei settori che non applichino i minimali della contrattazione collettiva o che applichino minimali inferiori alla soglia di povertà. Io mi trovo assolutamente d'accordo con questa proposta e conosciamo tutti molto bene l'obiezione che viene spesso rivolta a questa proposta, quella di favorire un appiattimento della contrattazione collettiva sui minimi salariali. Allora io vorrei portare un argomento aggiuntivo su questa diatriba, che è quello che può anche risolvere questa obiezione, e che è quello di ricercare un fondamento costituzionale per questo ipotetico intervento legislativo nazionale non regionale all'infuori dell'articolo 36, perché io penso che è come questo, facendo leva anche sulla giurisprudenza del lavoro, le 6 sentenze di ottobre del 2023 che hanno distinto testualmente tra minimo biologico, minimo vitale e retribuzione, giusta retribuzione, retribuzione sufficiente ex articolo 36. E anche sulla base del considerando 28 della direttiva eurounitaria, che riconosce che un conto è la tutela contro la povertà e un altro è assicurare la dignità della retribuzione, è un qualcosa in più. Allora io ho fatto questa riflessione con cui concluderò. Esiste a mio avviso un corredo di norme costituzionali che si può affiancare e forse può anche fare a meno dell'articolo 36
nell'imporre una certa misura della retribuzione. Penso all'articolo 2, all'articolo 3, secondo, all'articolo 41,2, limite all'agire imprenditoriale contro la dignità del lavoratore, all'articolo 35 e poi, se valorizziamo il dato contributivo del trattamento previdenziale, anche l'articolo 38. E questo che cosa ci porta a dire? Che abbiamo due binari, l'articolo 36 che continuerà a prevedere la giusta retribuzione sulla base dei parametri contrattuali, eventualmente con l'aiuto del legislatore a individuare il contratto leader e con il controllo del giudice, che secondo me rimarrà sempre. Ma è diversa da settore a settore la retribuzione ex articolo 36. Prevede, come ci insegna il professor Bellomo nella sua monografia ancora attuale, la simultaneità dei requisiti della proporzionalità e della sufficienza. Quindi non può accontentarsi di individuare un minimo, impone di individuare tante retribuzioni proporzionate e sufficienti quanti sono i livelli di qualità del lavoro. Quindi è inevitabile il rinvio ex articolo 36 a una scala parametrale inevitabilmente collettiva. E inoltre fa riferimento nel concetto di sufficienza ai fabbisogni della famiglia, non solo dell'individuo, ovviamente forfettizzati, ma non sono quelli individuali. E poi, come ci ricorda la Cassazione, abbraccia valori e beni immateriali. Il minimo vitale, invece, può corrispondere a qualcosa di interno all'articolo 36, ma non si esaurisce nell'attuazione della norma costituzionale. Ha come oggetto e come ambito la garanzia dei bisogni materiali essenziali dell'individuo e quindi come tale è identificabile. Possiamo discutere sui valori che lo identificano, ma sul fatto che possa essere identificato in modo universale e intercategoriale io non ho molti dubbi. E con questo concludo sostenendo che se accogliessimo questa configurazione giuridica, un intervento legislativo che introducesse il compenso minimo biologico o minimo vitale a livello nazionale potrebbe riflettersi positivamente sulla disciplina degli appalti. Tale soglia opererebbe come limite invalicabile nella verifica di congruità delle offerte, senza che ciò comporti invasioni rispetto all'autonomia collettiva. Fungerebbe da filtro contro il dumping salariale estremo, mentre i differenziali retributivi rimarrebbero affidati alla contrattazione. La clausola sul compenso opererebbe quindi come un presidio antipovertà lavorativa distinto e complementare rispetto alle eventuali clausole di rinvio. Ho finito e vi ringrazio. Ringrazio il professor Cairoli che secondo me parte da una premessa altamente condivisibile e molto importante per interpretare la legge delega, cioè stare attenti a non confondere i piani, cioè non dobbiamo pensare che adesso questo criterio dei contratti collettivi maggiormente applicati coincida con quello che è ora, cioè che può essere considerato equivalente, sovrapponibile ai contratti firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. No, bisogna guardare l'aspetto dinamico, quello che succederà dopo per effetto di questa normativa e non sono due norme equivalenti, quindi non facciamo gli errori che abbiamo fatto interpretando il 19 modificato dal referendum, guardiamo oltre la dinamica delle cose. Bene. Passiamo la parola al professor Marcello Da Ponte dell'Università di Napoli Federico II, che interverrà sul tema della scomposizione datoriale e i suoi riflessi sulle tutele sindacali. Grazie Presidente, innanzitutto un saluto e un ringraziamento non rituale a Emilio Balletti e a Laura Foglia per l'invito molto gradito a questa giornata di riflessione estremamente importante e interessante che ha visto relazioni di grande pregio a cui peraltro per alcuni tratti mi riferirò, in particolare a quanto detto stamattina dal professore Boscati su alcuni profili che riguardano i diritti sindacali che nel breve intervento che farò credo sia assolutamente indispensabile richiamare rispetto a delle osservazioni di particolare pregio anche nella prospettiva che dirò alla conclusione del mio intervento dei diritti sindacali derivanti dagli effetti della digitalizzazione.
È noto che le innovazioni tecnologiche, ma anche i mutamenti strutturali nei processi economici, dall'altro lato, abbiano profondamente mutato l'assetto fondamentale del rapporto di lavoro, così come l'abbiamo conosciuto nella sua tradizione fordista, con continue trasformazioni, la necessità di individuazione di regole applicabili e conseguenti tensioni interpretative crescenti. In questa prospettiva, se abbiamo una permanenza di un'organizzazione di tipo verticale e unitario, vanno sempre più affiancandosi ad essa forme diverse, come è stato osservato in più interventi, chiaramente di integrazione orizzontale a rete. Bene, se originariamente il contratto di rete ha suscitato l'interesse della dottrina giuridica ed economica, che ne ha messo in evidenza le potenzialità di strumento di rafforzamento della realtà e delle strutture imprenditoriali, con la finalità di accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato, e con la codatorialità, che il fenomeno ha assunto strumenti e aspetti di ulteriore e più significativo interesse, soprattutto in particolare per quanto riguarda poi il tema dei diritti sindacali. A questo riguardo credo sia opportuno richiamare una sentenza recente della Corte di Cassazione del 25 settembre 2025, la 26.170, che ha individuato i confini della codatorialità, dicendo che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo da parte delle diverse società che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero gli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidari. Ora, è chiaro che se il contratto di rete può costituire un valido strumento per ottimizzare l'organizzazione aziendale, idonea tra l'altro ad incrementare il livello di competitività delle singole aziende, dal suo utilizzo non può in alcun modo derivare un detrimento o un pregiudizio nel trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori e dei diritti sindacali all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda quindi il tema dei diritti sindacali, è da ritenere che occorra far riferimento al numero totale, anche alla luce della recente indicazione che proviene dalla Cassazione, dei dipendenti della rete d'impresa, e sebbene è chiaro sia ipotizzabile che ciascuno di essi abbia di per sé già propria RSA o RSO. E per quanto riguarda l'applicabilità del contratto collettivo, è da ritenersi applicabile quello relativo alla maggiore rappresentatività comparativa di settore. Ora, è importante rilevare che uno dei principali problemi dinanzi al quale occorre individuare delle soluzioni funzionali alla risoluzione del problema della tutela dei diritti sindacali attenga alla scomposizione della figura del datore di lavoro. Quindi noi abbiamo una pluralità di forme, come è noto, di esercizio dell'attività attraverso esternalizzazione, outsourcing, frammentazione algoritmica e a processi di segmentazione dell'impresa, non soltanto quindi al tema della codatorialità, ma anche in una chiave diversa, in una diversa organizzazione trasversale dell'organizzazione d'impresa. A tal proposito va rilevato che l'ordinamento giuridico si preoccupa di individuare meccanismi di tutela e di protezione diversificati nei confronti dei lavoratori coinvolti nei processi, in particolare per esempio di outsourcing, che si intersecano sovente con altri istituti come la somministrazione di manodopera tramite agenzie specializzate, i contratti di appalto o altri contratti commerciali, i lavori nei gruppi di imprese appunto, e così via. E le tutele in questo caso variano a seconda se l'operazione si possa configurare come appalto di servizi o come trasferimento di azienda. Ma come dicevo poc'anzi, i nuovi problemi si pongono in caso di codatorialità.
I diritti sindacali in questo caso si configurano in una pluralità di direzioni, per quanto riguarda la rappresentanza e l'unità produttiva, per quanto riguarda la responsabilità solidale tra le imprese e poi per quanto attiene alla contrattazione collettiva. In buona sostanza il tema è che la questione è che la contrattualità non possa ridurre i diritti sindacali, ma debba estenderli a tutte le imprese della rete. Ora, in questo caso, il principio del favor laboratoris, diciamo, sembra dover prevalere, ma trovo estremamente interessanti le considerazioni che faceva stamattina Alessandro Boscati in ordine alla nozione di ciclo produttivo e di unità produttiva, e quindi alla necessità di far prevalere un interesse comune collettivo rispetto al concetto dell'interesse unitario, richiamando alla necessità di evitare un eccesso di eteroregolazione, quanto piuttosto di consentire di concedere uno spazio più ampio alla contrattazione collettiva. Da questo punto di vista, se il rischio è quello di una neutralizzazione dei diritti sindacali, è estremamente importante il livello di capacità dell'organizzazione sindacale di, diceva Alessandro Boscati, rendere appetibile la contrattazione. Io aggiungo di avere una qualità della contrattazione collettiva che sia in grado di intercettare i nuovi bisogni e le esigenze dei lavoratori. In questo quadro è chiaro che la sfida del sindacato va nella direzione della tutela, della individuazione degli adeguati meccanismi e sistemi di tutela dei diritti sindacali, non soltanto in ambito transnazionale, ma più generalmente in ambito digitale, che naturalmente i due processi sono, come è stato osservato poc'anzi, strettamente collegati. Il tema dei diritti digitali quindi si erge come dei diritti sindacali in ambito digitale come uno di quelli più significativi nell'ambito dei quali sperimentare nuove soluzioni di come dire, attenzione e di qualità del livello della contrattazione collettiva. Grazie, grazie al professor Da Ponte anche per averci permesso di guadagnare qualche minuto che non voglio sprecare, per cui passo subito la parola alla professoressa Nicoletta De Angelis dell'Università della Campania, che parlerà di un profilo particolare, il rapporto tra reti di impresa e apprendistati. Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai ringraziamenti al professor Proia, PI di questa ricerca PRIN, al professor Balletti e alla professoressa Foglia per avermi consentito di intervenire in questo interessante convegno. E ringrazio anche i relatori per tutti gli spunti che ci hanno offerto con le loro relazioni. Dunque, il mio intervento si propone di offrire qualche sintetico spunto di riflessione sul rapporto tra reti di imprese e contratto di apprendistato, in particolare contratto di apprendistato di terzo tipo, quindi quello di alta formazione e ricerca. La rete d'impresa quale forma organizzativa complementare e complessa è stata letta dalla dottrina come un ambito, un contesto potenzialmente idoneo a favorire processi di apprendimento diffuso e di circolazione delle competenze. Del resto, la stessa disciplina legale del contratto di rete individua tra le sue finalità qualificanti quella di accrescere le competenze e le conoscenze delle imprese aderenti alla rete stessa al fine di rafforzarne la capacità innovativa e la competitività sul mercato. In questa prospettiva, dunque, la rete può costituire un ambiente favorevole allo sviluppo di strumenti di inserimento lavorativo, di crescita professionale e di salvaguardia dei livelli occupazionali. Dunque, in tale scenario l'istituto dell'apprendistato assume una rilevanza peculiare, sia perché rappresenta lo strumento ordinamentale di formazione on the job e sia anche perché è una tipologia contrattuale che racchiude un delicato equilibrio tra componente occupazionale e componente formativa.
Noi sappiamo che il legislatore è intervenuto frequentemente su questo istituto, ora privilegiando la componente occupazionale, appunto, ora invece privilegiando la vocazione formativa dello stesso, e alle 3 tipologie introdotte dal decreto legislativo 276 del 2003 se ne è aggiunta poi una quarta, quella per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità e che godono di un trattamento di disoccupazione che non prevede limiti di età. Dunque, tornando al contesto della rete, certamente almeno 3 di queste 4 tipologie possono trovare un terreno di favorevole sviluppo all'interno dei contesti reticolari. Sicuramente l'apprendistato professionalizzante, quello di secondo tipo, che peraltro nel nostro ordinamento è stato quello che è stato maggiormente utilizzato dai datori di lavoro, perché è quello che verte proprio all'acquisizione di competenze trasversali. Ma anche l'apprendistato di quarto tipo, quello per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità, può trovare uno spazio applicativo significativo all'interno dei contesti di rete, soprattutto all'interno di quei contratti di rete con causale di solidarietà, che vengono stipulati proprio per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere colpite dalle crisi economiche e dalla crisi economica. Più in generale, però, l'utilizzo del contratto di apprendistato all'interno delle reti di impresa è funzionale per una duplice ragione. Innanzitutto perché abbiamo visto che il contratto di rete viene utilizzato soprattutto dalle piccole e medie imprese, le quali potrebbero in qualche modo dividersi gli oneri formativi degli apprendisti, e in secondo luogo perché nell'ambito appunto della rete è possibile una lettura sistemica di quel limite numerico previsto dall'articolo 42,7 del decreto legislativo numero 81 del 2015, che prevede appunto un rapporto di 2 a 3 apprendisti rispetto alle maestranze qualificate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. E dunque nell'ambito della rete, considerando l'insieme delle imprese aderenti alla rete stessa, può risultare possibile una gestione più flessibile del contingente degli apprendisti. Ma la dottrina più attenta ritiene che l'apprendistato di alta formazione e ricerca sia il candidato naturale per un innesto strutturale all'interno della rete, nella quale potrebbe addirittura trovare un terreno di valorizzazione. Esso infatti costituisce lo strumento più idoneo a favorire il ricambio generazionale e l'inserimento di giovani figure altamente specializzate nelle imprese impegnate in progetti di rete. Tuttavia, tale tipologia contrattuale sappiamo bene che nel nostro ordinamento è stata quella che ha attecchito meno, che ha suscitato il minore appeal da parte dei datori di lavoro, e questo probabilmente per una ragione sostanziale, ossia per la complessità della progettazione formativa che ad oggi viene demandata dalla legge alla istituzione formativa, quindi all'università, alla scuola di specializzazione, all'istituto tecnico superiore, e dall'altra parte all'impresa. E dunque proprio questa difficoltà di condivisione del progetto formativo è risultato probabilmente uno degli elementi che ha fatto sì che questa tipologia contrattuale non trovasse poi il giusto sviluppo all'interno appunto del nostro ordinamento. Peraltro io mi chiedo se però queste problematiche non possano addirittura amplificarsi all'interno dei contesti reticolari e potrebbero amplificarsi ancora di più laddove è prevista codatorialità, quindi un contratto di rete con codatorialità ai sensi dell'articolo 30, comma 4 ter del decreto legislativo 276 del 2003. In tali ipotesi, infatti, si pongono interrogativi rilevanti in ordine alla gestione della formazione in presenza di più codatori, nonché alla ripartizione degli oneri organizzativi, penso per esempio alla redazione del piano formativo individuale, oppure alla gestione delle comunicazioni in caso di recesso, ma certamente il nodo principale resta proprio quello della condivisione degli obblighi formativi. In particolare, noi sappiamo che la formazione dell'apprendista deve essere
essere effettiva, deve essere documentata e coerente con il piano formativo e dunque c'è un problema di individuazione dei soggetti responsabili dell'adempimento formativo. E ricordo che l'inadempimento dell'obbligo formativo oggi viene sanzionato dalla legge con una sanzione di tipo puramente contributivo. È previsto il versamento del doppio dei contributi maggiorati del 100%, ma la giurisprudenza invece riconnette a questo inadempimento la conversione del contratto di apprendistato in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e c'è una sentenza recente della Cassazione, la numero 6690/2025, che continua appunto ad affermare questo principio. E dunque tali criticità risulterebbero certamente attenuate nell'ambito di una ipotesi di rete soggetto, nella quale è individuabile un datore di lavoro incaricato di assolvere gli oneri formativi e anche quelli organizzativi, pur potendo delegare alle imprese di rete l'erogazione di competenze specifiche. Eppure anche su questo punto in dottrina, in particolare in un precedente intervento, il professor Alvino ha ritenuto auspicabile un intervento del legislatore che riconosca espressamente la possibilità di costruire un piano formativo individuale e articolato, nel quale la formazione possa essere realizzata mediante l'impiego dell'apprendista presso tutte o parte delle imprese aderenti alla rete, anche al di fuori delle ipotesi di codatorialità. Ora, queste problematiche potrebbero certamente essere risolte e trovare una risposta nella contrattazione collettiva. Tuttavia abbiamo visto anche dagli interventi che mi hanno preceduto che ci troviamo in presenza ancora di un terreno in via di sviluppo. E dunque è auspicabile certamente un intervento del legislatore in tal senso, che miri appunto a coordinare i due istituti, quindi tanto il contratto di apprendistato quanto il contratto di rete. Probabilmente non escludo, e concludo, che questo intervento possa vertere ancora una volta proprio sul contratto di apprendistato. Infatti, in un'interrogazione al Senato del marzo scorso, del marzo 2025, l'attuale Ministra del Lavoro ha paventato una nuova riforma del contratto di apprendistato che prevederebbe come punto peculiare la eliminazione dei limiti di età. Questo probabilmente potrebbe giovare a uno sviluppo del contratto di apprendistato nell'ambito dei contesti reticolari, ma d'altro canto svuoterebbe del tutto il contratto di apprendistato di quella componente fondamentale, essenziale, che lo vorrebbe almeno vedere come strumento privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro. Grazie per l'attenzione. Grazie. Non solo, ma è anche umiliante per i lavoratori che hanno una certa età essere assunti con un contratto di apprendistato, visto come lo viviamo noi antropologicamente questo contratto. Grazie. Allora, adesso chiudiamo questa sessione col professor Lorenzo Dentici dell'Università di Palermo. Chiedo ai collaboratori nel frattempo di preparare i segnaposti, così poi i colleghi del prossimo giro sanno già dove piazzarsi. Allora, il professor Dentici parlerà di un problema molto particolare, molto tecnico, ma di grande rilevanza applicativa. Anzitutto ringrazio due colleghi cui mi lega un'antichissima, diciamo, amicizia. Uno è Emilio Balletti, che è stato addirittura il mio commissario nella commissione conseguente al dottorato, e poi Laura Foglia, con cui ci conosciamo dai tempi di un ormai remoto Pontignano e con cui c'è stata un'amicizia sempre coltivata e sempre intensa. Però, Presidente, io approfitto proprio un istante anche della tua notoria sensibilità, perché questa è la prima occasione in cui io parlo pubblicamente dopo la scomparsa di un fraterno amico e di un maestro, perché Matteo era un maestro, la scomparsa di Matteo Corti. Devo dire che mi sembra opportuno anche in questa occasione, anche in relazione al tema che viene trattato,
richiamare gli studi di Matteo, in particolare sulla contrattazione collettiva, sulla flexicurity e sulla partecipazione, da cui possiamo sicuramente trarre degli spunti illuminanti anche per declinare il tema dell'impresa integrata. Io però voglio ricordare Matteo non solo per diciamo, il tratto scientifico, ma soprattutto per il tratto umano, per quanto lui ha saputo dare al rapporto anche con colleghi con cui ha condiviso, scusatemi ma sono anche un po' emozionato, alcune esperienze diciamo scientifiche, colleghi che però ha sempre supportato. Io per esempio devo dire in Matteo ho trovato sempre un interlocutore attento, un amico. Matteo da ultimo aveva fatto anche con grande entusiasmo la prefazione del mio libro e credo che la scomparsa di Matteo ci tolga un maestro in atto, ma anche un grande maestro in potenza, perché era forse lo studioso che raccoglieva, senza nulla volere togliere anche agli altri bravissimi colleghi della scuola milanese, anche sotto il profilo umano, l'eredità di Mario Napoli, e quindi rubare questo istante alla relazione mi sembra opportuno per ricordare un grande studioso e un grande amico anche in questo contesto scientifico. A questo punto fatta questa, diciamo, a mio avviso doverosa premessa, scendo un po' in medias res e rivesto un po' i panni dell'idraulico del diritto, cioè del giurista che si deve poi occupare di temi molto terragni, per usare un'espressione cara a Giuseppe Pera, di temi molto concreti. E io, insieme anche ad altri colleghi, penso anche a Federico Putaturo, a Valerio Maio, sono stato sempre affascinato dal rapporto tra diritto e tempo, quindi prescrizione, decadenza mi hanno sempre suggestionato e devo dire negli ultimi anni il tema della decadenza è stato centrale nel diritto del lavoro, perché è stato lo strumento attraverso cui il legislatore ha in un certo senso compensato anche nell'ottica della certezza del diritto il rigore di alcune discipline. Penso in particolare alla disciplina sanzionatoria del licenziamento individuale che diciamo soprattutto se commisurata alla lunga durata del processo poteva avere effetti molto pesanti sulla vita delle imprese. Oggi ci occupiamo di un'altra decadenza, la decadenza prevista dall'articolo 29,2 del decreto legislativo 276 del 2003. Ricordiamo che questa previsione, già l'ha accennato Federico Putaturo nell'intervento di ieri, istituisce un regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto, fissando un limite temporale di 2 anni dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio di questa garanzia. È ovviamente uno strumento legale attraverso cui si vuole rafforzare la tutela dei lavoratori, che viene declinato anche per ragioni di interesse generale, che trascendono le parti del contratto, attraverso una ripartizione del rischio contributivo dell'insolvenza anche sul committente che ha comunque beneficiato della prestazione lavorativa. Si tratta di un accollo legale volto a incentivare la selezione di appaltatori affidabili e a vigilare sulla regolarità della filiera. Purtuttavia il committente responsabile non risponde anche delle sanzioni civili, come a partire dal 2012, come precisato anche da una sentenza della Cassazione, che è la sentenza 20.413 del 2019. Ora, la giurisprudenza sul punto, nonostante la lettera della legge parli chiaramente di trattamenti retributivi e contributi previdenziali, è stata abbastanza incerta, anzi potrei dire forse meglio claudicante, perché sia nell'uno che nell'altro caso le argomentazioni a me non paiono del tutto convincenti.
Infatti Federico Putatura nell'intervento di ieri aveva citato una sentenza molto ben commentata da lui su giurisprudenza italiana del Tribunale di Brescia del 2020, la numero 523, ma possiamo anche richiamare Corte d'Appello di Milano del 2017 e del 2019, che in linea anche con le prime indicazioni, penso a una circolare del Ministero del Lavoro e a un messaggio del 2011 e a un messaggio INPS del 2012, facendo leva sul dato letterale, ritenevano che la decadenza riguardasse sia la retribuzione sia i contributi previdenziali. Ha parlato Federico ieri del concetto di retribuzione, di cosa potrebbe rientrare o non rientrare, quindi su questo argomento non mi dilungo. A fronte di questa indicazione della giurisprudenza di merito, a un certo punto la Cassazione ha diciamo consolidato un orientamento che potremmo dire è diventato diritto vivente, che invece afferma in modo chiaro che questa decadenza non riguarda l'azione degli enti previdenziali, che rimane solamente assoggettata al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 3,9 della legge 335 del 1995. E subito il nuovo orientamento, affermatosi a partire dal 2019, è stato recepito dall'Ispettorato del Lavoro anche nelle sue circolari interpretative. Il ragionamento della Corte muove da una netta distinzione tra l'obbligazione retributiva, che ha come creditore il lavoratore, e quella contributiva, che deriva dalla legge e ha come creditore l'ente previdenziale. Come si legge in molte pronunce, l'obbligazione contributiva è distinta e autonoma, ha natura indisponibile e la misura è ancorata al cosiddetto minimale contributivo, rilevando in tal senso l'articolo 1 del decreto legge 338 dell'89 e poi l'articolo 2,25 della legge 549 del 1995. Ora, a questo proposito mi ricollego anche a quanto detto da Stefano Cairoli sulla diciamo giusta retribuzione. Sì, bello il riferimento a tutte le norme costituzionali, ma anche alla luce della disciplina del minimale contributivo, probabilmente diciamo, l'articolo 38 già vede risolto il problema, perché comunque la contribuzione viene calcolata su un parametro che è ben preciso e che sicuramente presenta quei requisiti di affidabilità sul piano costituzionale che sono indicati dall'articolo 36. Ora, qui mi avvio alle conclusioni perché non voglio ovviamente rubarvi più tempo. La giurisprudenza della Cassazione fa leva proprio sui principi costituzionali e sulla presenza di un interesse pubblico alla tutela della posizione previdenziale del lavoratore coinvolto nel contratto d'appalto. A questa tesi si potrebbe però obiettare che qui si parla di una garanzia aggiuntiva che il legislatore ha ritenuto di dosare opportunamente con una decadenza. Peraltro un argomento di carattere, diciamo, sistematico si potrebbe trarre anche da un paragone con la vecchia disciplina della legge 1369 del 60, dove il regime era distinto. Adesso invece a partire dal decreto legislativo 276 del 2003 è stato unificato con riferimento sia alle retribuzioni che alla contribuzione. Cosa dire in conclusione? Questo è uno dei tanti esempi in cui la giurisprudenza si fa carico di proteggere la posizione previdenziale del lavoratore subordinato, anche forzando la lettera della legge, e sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del legislatore. Concludo citando l'insegnamento di un altro grande maestro del diritto del lavoro, soprattutto sul piano della disciplina processuale, della tutela dei diritti, che è Antonio Vallebona. Il diritto, per dare certezze, dice Vallebona, deve essere il più possibile semplice. Norme complicate come queste, di fatto,
danno la stura alla giurisprudenza per eccedere nelle interpretazioni e alla fine è il sistema nel suo complesso ad averne, diciamo, i danni maggiori, perché ricordiamoci che l'incertezza del diritto crea contenzioso, il contenzioso scoraggia gli investimenti, soprattutto gli investimenti stranieri che oggi nel nostro ordinamento, in un mercato sempre più globalizzato, sono molto importanti per favorire processi di sviluppo economico e superare soprattutto nelle zone di crisi la depressione endemica che ci attanaglia e ci costringe a condizioni di sottosviluppo. Grazie. Scusate, dobbiamo un po' accelerare i tempi perché abbiamo delle tempistiche organizzative. Per cortesia, se sistema subito così sanno dove. Grazie. Ok. Allora si accomodano i professori Antonio Leonardo Fraioli, Vincenzo Luciani, Alberto Pezzoferrato, Alessandro Riccobono, Rosario Santucci, Caterina Timellini e il professor Francesco Santoni, che chiuderà poi. Ok. Bene, allora per accelerare ulteriormente i tempi io direi, prego. Sì, ok. Va bene, allora io direi evitiamo questo passaggio di microfono per cui passo il microfono al professor Fraioli e poi in sequenza alfabetica procediamo con interventi se possibile sui 7 minuti. Grazie. Sì, non so se riuscite a sentirmi, ma mi immagino di sì. Allora, ringrazio anche io visivamente il professor Balletti e la professoressa Foglia per la partecipazione. Cerco di essere nei tempi, se non ancora in meno, perché è tardi. Volevo mettermi a parlare della responsabilità in solido negli appalti e nel contratto di rete, ma gli stimoli che ho ascoltato sono moltissimi, quindi cercherò di tenere sì questi argomenti, ma cercando di riferirmi anche agli interventi che ci sono già stati. E ho sentito i riferimenti ai maestri De Luca Tamaglio in una relazione del 2007 ci esplicita che ormai già allora, ma già negli anni addietro, si dice che è più semplice comprare che fare, e questo diciamo che già riassume tutto. Il diritto del lavoro è fare, il diritto commerciale è comprare, quindi tutto il diritto del lavoro è questa limitazione al comprare, no? Il make e il buy. E in questi interventi ho sentito chiaramente tutti i riferimenti alla contrattazione collettiva, bellissimi. Anche io sono convinto che è l'unica che può davvero risolvere questi problemi, però guardando le leggi, le norme, non so quanto la legge su questa tematica della responsabilità in solido si fidi della contrattazione collettiva, o meglio, ha visto che la contrattazione collettiva non se ne occupa. Mi riferisco a qualche articolo, l'articolo 29 della 276-2003, no? È nato senza riferimento alla contrattazione collettiva, il comma 2. Con la riforma Fornero viene inserito il riferimento alla possibilità della contrattazione collettiva di andare sostanzialmente in deroga alla responsabilità in solido. Nel 2017 viene eliminato questo riferimento alla contrattazione collettiva. Attenzione, viene eliminato perché contestualmente
c'era la CGIL che aveva promosso il referendum sulla abrogazione della possibilità dei contratti collettivi di andare a gestire la responsabilità in solido. E rimane solo l'articolo 8 del 138 del 2011. Io non ho visto forse 1 o 2 accordi collettivi intestati articolo 8, cioè le parti non li chiamano sull'articolo 8, ma anche perché, permettetemi, non so quanti di questi accordi, se si riferissero all'articolo 8, rispettano quell'incipit, cioè ai fini dell'occupazione, cioè l'incipit dell'articolo 8 è chiarissimo e vincola quegli accordi. Quindi l'unica possibilità di disciplinare in deroga rispetto alla legislazione la responsabilità in solido è l'articolo 8, che mi riferisco alla contrattazione aziendale per gli studenti di contrattazione di prossimità. Però se poi andiamo a guardare in concreto, non ci sono accordi collettivi che davvero in concreto vanno sostanzialmente in deroga rispetto all'articolo 29,2. Quindi rimane l'articolo 29,2, no? Che impone la responsabilità in solido. Rimane anch'essa responsabilità in solido nella somministrazione, no? E lì è chiarissimo, lì c'è pure il principio della parità di trattamento, che è un'altra delle tecniche che la legge utilizza per ammortizzare tutti questi appalti, filiere produttive, trasferimento di azienda, no? E poi interessante c'è l'articolo 26,4 dell'81 del 2008 in tema di salute e sicurezza, no? Ricordo a me stesso che era quell'articolo per cui da ultimo avevano richiesto l'ennesimo referendum sul fatto di estendere la responsabilità sul danno differenziale al committente, senza che però il committente avesse la possibilità di controllare le attività specifiche dell'appaltatore. Referendum che non è passato, quindi l'articolo 26,4 rimane com'è, cioè con una responsabilità in solido del committente per i rischi non indennizzati dall'INAIL. Mi verrebbe da dire poca cosa, non so quante cause conosciamo sul danno differenziale, io ne avrò fatte 3 o 4 in 20 anni, 25 anni, quindi quella lì poi è la tematica, perché come diceva il collega Lorenzo Dentici, il diritto deve essere atterrato, cioè deve essere messo nella terra e guardare poi quale effettività ha. E lo stimolo, e poi vado anche io sostanzialmente a chiudere, ce l'ho sul contratto di rete. Perché? Perché io sono invaso sia nell'attività professionale ma nella commissione di certificazione da questi contratti scritti da commercialisti, consulenti del lavoro, fiumi e fiumi di inchiostro, solitamente sul nulla, cioè se leggo, c'è qui il professor Albino che è uno dei massimi esperti, se noi andiamo a leggerci lo scopo comune della maggior parte dei contratti di rete, ho difficoltà a raccontarvelo. Razionalizzazione dell'ottimizzazione del processo di sostanzialmente il nulla. Quindi anche lì attenzione, perché un contratto di rete è valido se lo scopo comune, l'obiettivo comune è effettivamente attuato, realizzabile. E quello che leggo nei contratti sul tema della responsabilità in solido, che vengono scritte delle clausole e condizioni di esonero della responsabilità che non hanno alcun senso, perché tanto comanda la legislazione, cioè se i dipendenti in un contratto di rete vengono messi a fattor comune,
c'è la responsabilità in solido fra tutte le imprese che utilizzano quei dipendenti, punto. E non è che se vai a certificare il contratto di rete con quelle condizioni e clausole, la certificazione fa sì che operino quelle esclusioni di responsabilità. Assolutamente no. Peraltro, la Corte Costituzionale, sentenza 254 del 2017, lo ha ricordato perfettamente, facendo anche un passo, secondo me, in più, forse amplissimo. Ha detto che in qualsiasi caso di appalto o di schemi contrattuali che assomigliano all'appalto, la rete, la subfornitura, tutti quei contratti in cui c'è un rapporto, una dipendenza anche contrattuale, una connessione contrattuale, può essere estesa la responsabilità in solido tra committente e l'impresa che sostanzialmente esegue l'appalto. Nel contratto di trasporto c'è l'eccezione, ma quello è un contratto tipico, quindi c'è la legge esplicita sull'applicazione della responsabilità in solido tra il committente, cioè colui che affida il trasporto, e l'impresa che effettivamente lo mette in atto. Vado a chiudere con una domanda. Non so quanto effettivamente la contrattazione collettiva voglia o sia in grado di occuparsi di questa tematica fondamentale e che rappresenta il futuro, cioè sulle sostanzialmente esternalizzazioni, filiere e tutto ciò che concerne queste chain tra imprese. Vado a chiudere che almeno siamo nei tempi. Grazie. Allora, prendo io direttamente la parola, sarò rapidissimo, quindi appunto, diciamo, riserviamo gli approfondimenti allo scritto. Ringrazio soltanto, questo insomma anche per me non è rituale, i professori Balletti e Laura Foglia per l'ospitalità, per questo invito molto gradito. Faccio riferimento alle clausole di stabilità occupazionale. Il relatore Stefano Bellomo, appunto, le clausole di seconda generazione. Qua volevo focalizzare, diciamo, in questi 5 minuti l'attenzione su una novità legislativa non più recentissima, perché faccio riferimento al codice degli appalti, il decreto legislativo 36 del 2023, poi modificato nel 2024, perché secondo me c'è una spinta del legislatore a rendere, diciamo, questi appalti socialmente più sostenibili, quindi una spinta verso il profilo sociale. In questo c'è un quadro normativo in cui ci sono i principi comunitari che escludono la regola dell'automatica stabilizzazione, perché questo andrebbe contro la libertà di organizzazione dell'impresa. Qui però c'è una novità, e cioè il codice degli appalti, in particolare l'articolo 57, parla di garanzia della stabilità occupazionale e modifica la vecchia formulazione che parlava di promozione della stabilità occupazionale, e sappiamo che su questa espressione promozione della stabilità occupazionale si era pronunciata la giurisprudenza soprattutto amministrativa, in cui si diceva che il subentrante doveva avere una libertà di organizzazione, di calibrare l'assetto organizzativo in base alle proprie esigenze, quindi scegliere chi assumere, chi non assumere, chi escludere dall'appalto. Secondo me questa nuova formulazione impone l'esigenza di rivedere questa giurisprudenza, che sappiamo si pronuncia quando viene impugnato un bando di concorso, però questa norma, questo principio, secondo me si
presenta non come un'imposizione, ma come un incentivo appunto alla garanzia occupazionale. E cito, diciamo, secondo me è un punto di equilibrio giusto, una delle prime sentenze del giudice amministrativo è un TAR Campania del 2025, in cui il giudice amministrativo, di fronte all'impugnazione della società che era stata esclusa, che non aveva allegato il piano di assorbimento della manodopera, cioè la società che aveva impugnato ha detto: io aderisco alla clausola sociale. Dice il giudice amministrativo: non basta aderire, proprio perché ai sensi del principio comunitario non c'è un obbligo di automatico passaggio, tu mi devi dimostrare da un punto di vista appunto dei riflessi sociali qual è il tuo piano, qual è il tuo programma, per capire, per poter fare un confronto, per poter fare una verifica sull'offerta qualitativamente più favorevole sul piano sociale. Quindi secondo me questa prima sentenza, una delle prime sentenze, fotografa bene la problematica, cioè il nuovo codice degli appalti non c'è un problema di contrasto né con la legislazione né con gli orientamenti della Corte di Giustizia. Secondo me gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa devono tener conto di questo nuovo assetto, però si impone come una legislazione che promuove l'appalto socialmente disponibile. Quindi, come diceva il relatore stamattina, non con espressioni, come diceva Stefano Bellono, non con norme precettive, ma con norme promozionali. E secondo me questo è una scelta conforme anche alla legislazione comunitaria. Grazie a tutti. Da quest'altro lato. Di qua. Bene, allora aderendo all'invito della nostra Presidente mi limiterò a una battuta dopo necessariamente aver fatto i ringraziamenti agli organizzatori, alla professoressa Laura Foglia in prima battuta e al professor Balletti in seconda battuta. Questa è la cosa che ci tengo maggiormente a dirvi e quindi la dico nell'ambito del mio minuto, per poi lasciare spazio ovviamente al maestro che ci onora della sua presenza, il professor Santoni. Io avevo in animo di parlarvi di codatorialità, qualche spunto c'è già stato nelle relazioni precedenti, non ho modo perché in un minuto non riesco ovviamente a sviluppare il ragionamento, dico soltanto due cose. La prima è questa: la codatorialità si è ormai affermata sul panorama giurisprudenziale e ha coperto la lacuna che esisteva con l'altra tecnica di tutela, sempre identificata dalla giurisprudenza, del centro unico di imputazione del rapporto. Quella tecnica valeva per le disgregazioni, per le frammentazioni fraudolente dell'impresa. Questa tecnica vale invece per le frammentazioni genuine. E qui è interessante ricordare che c'è stato una conferma di questo trend che già si era affacciato da 7-8 anni, ma c'è stata una conferma e da qui io ho preso spunto per decidere il tema, ma diciamo che non riesco a sviluppare appunto, da quest'ultima ordinanza della Cassazione che è la 336 del 2026, che segue altre ben 5 sentenze della Cassazione del 2025. Quindi finalmente si afferma questo principio, cioè la codatorialità non è tipica soltanto delle reti di impresa, indipendentemente contratto o soggetto giuridico, dove evidentemente la codatorialità non ha senso perché comunque l'imputazione del rapporto
o potrebbe non aver senso, perché ci diceva Nicoletta prima che sul piano della formazione anche il contratto, anche la rete persona giuridica potrebbe giocare un ruolo nella definizione del piano formativo, però ecco è consolidata tecnica di tutela ormai acquisita nel nostro ordinamento. Secondo cosa che volevo dire è questa. Naturalmente però è interessante vedere tutte le singole esplicazioni della tecnica di tutela, perché le esplicazioni vanno poi in una miriade di questioni concrete, perché fermo restando l'obbligazione plurisoggettiva lato datoriale, come diceva Leonardo prima, fermo restando la responsabilità solidale piena, fermo restando che si applica nei settori dove si applicava il centro unico di imputazioni, cioè licenziamenti collettivi, ragioni del licenziamento per giustificato motivo, repêchage, dimensionamento aziendale e via discorrendo. Ci sono tutta una serie di questioncine minute, specifiche, che mi sarebbe piaciuto condividere con voi, ma lo faremo se ci sarà un testo scritto, che sono quelle del litis consorzio, dove invece c'è una diversità col centro di imputazione, perché qui è un litis consorzio necessario, nell'altro caso poteva essere l'accertamento negativo fatto anche incidenter tantum, sulla comunicazione del licenziamento, perché essendoci un datore di lavoro formale ed altri sostanziali, vale in questo caso la comunicazione del solo datore di lavoro formale, e la questione della decadenza del termine di impugnazione del licenziamento, che è un tema molto interessante in cui si esplica al grado massimo questa tecnica di tutela. Perché? Perché si applica la decadenza e quindi dall'impugnazione stragiudiziale, si applica non dalla cessazione del rapporto, ma si applica dal momento in cui io rivendico l'esistenza di una codetorialità e quindi rivendico pretese anche nei confronti del datore di lavoro sostanziale, e quest'ultimo mi risponde negativamente sull'insussistenza della propria responsabilità solidale. Quindi questa è un'apertura molto forte e dimostra insomma fino a che punto le tutele giurisprudenziali si sono spinte. Quindi qui mi sembra di rilevare, e chiudo, una divaricazione sul versante degli appalti. Abbiamo visto, ci diceva Vincenzo, c'è un consolidamento buono, c'è una integrazione fra normazione, quindi fra legislatore e giurisprudenza non solo lavoristica ma anche giurisprudenza amministrativa. Questo è invece un terreno in cui ha giocato un ruolo esclusivo la giurisprudenza. Questo forse è censurabile e criticabile, ma questo è ovviamente, questo riguarda le tutele individuali. Per le tutele collettive rinvio agli interventi degli amici Andrea Bollani e Alessandro Boscati. Grazie. Bene, grazie anche da parte mia. Naturalmente mi unisco ai ringraziamenti nei confronti del professor Balletti e della professoressa Foglia per l'accoglienza meravigliosa, insomma, e anche per la qualità di questo convegno. Sarò telegrafico anche io, naturalmente, visti i tempi stretti, qualche battuta. Intanto la prima, mi sembra che questo convegno si inserisca perfettamente e costituisca una sorta di trade union con quello che abbiamo organizzato a Palermo qualche mese fa. In quell'occasione noi abbiamo parlato della disintegrazione del ciclo produttivo dell'impresa e quindi della frammentazione dei confini organizzativi. Oggi parliamo dell'impresa integrata, che costituisce una sorta di prodotto della disintegrazione del ciclo produttivo di impresa, quindi una sorta di gioco di parole che però tiene insieme due concetti che sono legati appunto da disgregazione e concentrazione. Reti, filiere,
gruppi di impresa. Il concetto delle filiere e delle diciamo, catene globali del valore è emerso anche qui molto prepotentemente nei discorsi che abbiamo affrontato. Diciamo, quale valore? Il problema è che il valore dovrebbe avere un'accezione positiva secondo, diciamo, la concezione economicistica, quindi valore in termini di prodotto, processo, competitività, efficienza, ma in realtà sappiamo anche che a questa dimensione si affianca quella negativa, cioè valore estrattivo basato su esternalizzazione di costi ambientali e sociali, sfruttamento dei lavoratori, eccetera. Allora, su questa ambivalenza ovviamente si gioca la partita della direttiva che è stata più volte citata sulla Corporate Sustainability Due Diligence, che è la nuova tecnica di tutela per governare questi fenomeni attraverso la gestione basata sul rischio, che è una direttiva con grandissime promesse e con grandissime ambizioni, perché in effetti rompe lo schema tradizionale per cui la tutela dei diritti umani è finora stata affidata alla responsabilità degli stati che sono parti delle convenzioni internazionali. Invece con la direttiva ovviamente si sceglie di creare una normativa di hard law, che vincola direttamente le imprese e che in qualche modo vuole costituire un terreno di gioco comune per evitare che ovviamente la tutela dei diritti umani e dell'ambiente sia utilizzata come tecnica per, diciamo, la svalutazione competitiva, e che ha degli effetti anche sul piano extraterritoriale, cioè l'effetto trickle down. L'impresa che opera nel mercato interno si tira dietro tutte quelle della filiera, anche se sono collocate fuori dal campo di applicazione. Qual è il problema? Il problema è ovviamente quello che ha messo benissimo in luce Valeria Filì nella sua relazione, che senza troppi infingimenti ha detto: in fondo questa direttiva, che aveva grandissime promesse, oggi è oggetto di una svolta regressiva da parte della proposta contenuta nel pacchetto Omnibus. Qui faccio solo un paio di considerazioni, anche qui flash, vi prego di scusarmi appunto per la brevità. Questo pacchetto Omnibus 1, come abbiamo visto, diciamo, si inserisce nell'ambito di 10 pacchetti Omnibus che la Commissione ha in fieri e in pancia, soprattutto messo negli ultimi mesi. Si tratta di una tecnica normativa che non è nuova, perché è stata utilizzata per esempio in materia di consumatori in passato, solo che oggi ha delle connotazioni profondamente diverse, perché dietro il paravento della semplificazione va a modificare strutturalmente una serie di normative. In questo caso quelle sulla due diligence, ma anche quelle del Digital Act di cui ha parlato ieri Anna Troisi non sono meno irrilevanti. Le modifiche che ci sono in fieri sul piano della nozione di dati personali e sull'AI Act sono delle modifiche di sostanza, anche qui vanno nel segno della deregolamentazione selettiva. Questo metodo è un metodo che pone grandi problemi sul piano della legittimità costituzionale interna ai trattati sul funzionamento dell'Unione, perché in effetti probabilmente viola anche il principio di proporzionalità e quello della partecipazione democratica. Non a caso c'è stato un ricorso all'Ombudsman europeo che ha detto in effetti che queste norme approvate in fretta e furia, senza valutazione di impatto e senza un'adeguata consultazione, hanno in qualche modo diciamo, generato un caso di cattiva amministrazione. Sul piano dei contenuti ovviamente non posso entrare, ne sono già stati, diciamo, elencati alcuni: la riduzione del campo di applicazione drastica. Ieri il dottore Micheli parlava giustamente della fase di mappatura diciamo, dei rischi lungo la catena di attività. Mi limito ad aggiungere che oltre al problema della mappatura, che adesso è più anacquata attraverso questo esercizio esplorativo e non più necessariamente completo dei rischi, c'è ovviamente il grande diciamo, problema della riduzione significativa degli stakeholder. La due diligence non può essere considerata un esercizio solipsistico da parte dell'impresa, è un'operazione che ovviamente ha un senso se non è affidata all'autoresponsabilità, e ovviamente il contraltare chi sono? Gli stakeholders. Peccato che ovviamente la proposta Omnibus mantiene i sindacati e i rappresentanti che sono dei lavoratori, che sono gli interlocutori tradizionali, ma poi ovviamente tira fuori tutta una serie di interlocutori molto più scomodi, come l'ONG, le associazioni dei consumatori, quelle per la tutela dei diritti umani, e soprattutto le limita in fasi cruciali del processo di due diligence, la misurazione diciamo, della periodicità delle procedure, soprattutto nella fase in cui si deve decidere se
interrompere o sospendere, perché l'interruzione non c'è più, il rapporto con l'impresa, insomma, e via discorrendo. 2 modifiche ulteriormente significative, proprio per dire che non sono semplificazioni, ma sono interventi sostanza, e mi avvio alla chiusura. L'eliminazione completa dei piani di transizione ambientale, che mi sembra, diciamo, abbastanza incoerente con le politiche di neutralità climatica e i regolamenti europei e gli accordi di Parigi sul, diciamo, le emissioni zero, e soprattutto l'eliminazione delle norme armonizzate sulla responsabilità civile, che erano ovviamente un baluardo importantissimo a tutela, diciamo, dell'effettività di queste norme, perché ovviamente si sa che la possibilità di essere esposti a risarcimenti del danni particolarmente significativi è un deterrente notevole da parte per le imprese. Queste norme non ci sono più e sono venute meno con loro 2 cose fondamentali, cioè la norma che prevedeva la qualificazione come norme di applicazione necessaria delle norme di recepimento interno sulla responsabilità civile, laddove la Lex Loci Danni non fosse stata coincidente con quella di un paese europeo. Quindi questo significa che ovviamente, insomma, si possono favorire adesso fenomeni di low shopping e instaurare l'impresa dove le regole sono più favorevoli. E poi è stata tolta la norma che consentiva al sindacato o comunque agli stakeholder di intentare delle azioni in maniera, diciamo, anche ad adiuvandum, o, insomma, per conto più che altro nei confronti dei lavoratori. Allora chiudo semplicemente con una battuta su questo regresso, cioè utilizzo una metafora che mi è sembrata più calzante, che è quella del professore Boscati, cioè ci troviamo di fronte ad una sorta di gioco dell'oca, no? La direttiva partiva con grandissime ambizioni, poi si è tornati a fare qualche passo indietro, se non addirittura di più. Qual è il problema? Il problema è che gli impatti nelle filiere sono reali, così come sono reali le persone che li subiscono. E allora cito anche qui nuovamente Valeria, perché mi è piaciuta anche quell'espressione: è bello fare i paladini dei diritti umani, ma per fare i paladini dei diritti umani non lo possiamo fare a parole, ci vogliono i fatti. Vi ringrazio tanto. Bene, grazie per l'invito e per l'ospitalità. Sono contento che il convegno si stia svolgendo bene, che tutti lo stiate apprezzando, perché ho fatto parte, mi hanno, diciamo, invitato a far parte del comitato scientifico, quindi sono contento, molto contento di questo. Ringrazio anche per i complimenti avuti come segretario, ma devo dire che anche qui devo ringraziare la professoressa Filippi, perché mi ha lasciato una specie di Ferrari, quindi io la sto guidando, certe volte sbando, altre volte, insomma, forse corro anche troppo certe volte, quindi per quanto riguarda il mio intervento, mi riduco proprio al minimo, rinvio al testo scritto. Ovviamente mi sarei dovuto occupare di appalti, insomma, capire qualcosa sulla fattispecie, anche sulle tecniche di tutela. Non lo posso fare ovviamente, dico soltanto, faccio solo un abstract, nel senso che per quanto riguarda la fattispecie appalti mi ha colpito, diciamo, cioè ha colpito la digitalizzazione delle imprese, perché costringe ancora di più a trovare linee di demarcazione tra l'appalto lecito e quello illecito, con l'individuazione sia delle autonomie organizzative ma anche del rischio di impresa. Ho letto di un articolo in ADAPT in cui si parlava di una tecnica che viene utilizzata negli appalti, che si chiama Open Book, e che invece diciamo, che è stata considerata da Michele Tiraboschi, che era uno degli estensori di questo articolo, una tecnica che, insomma, farebbe scomparire il rischio di impresa, e quindi ci troveremo di fronte a degli appalti illeciti. Io non lo so, penso che forse bisogna fare delle analisi approfondite al riguardo, non trascurare anche questo aspetto del rischio di impresa per individuare l'appalto illecito. La seconda cosa, rapidissima, l'ho scritto, l'ho detto già tante volte, che sono convinto che effettivamente bisognerebbe intervenire sui trattamenti economici minimi da corrispondere ai lavoratori degli appalti, e quindi qui concordo con quello che ha detto Cairoli, è stato un intervento molto importante, perché secondo me bisogna comunque costituire una rete di protezione finale, perché c'è questa necessità, perché il contratto collettivo è importante, ma c'è un problema di soggettività, ne abbiamo parlato anche a Bertinoro, c'è un problema di contenuti, e quindi ci dovrebbe essere una rete di protezione. Certo, le regioni, anzi la regione Puglia che è intervenuta, adesso pare che anche la regione Campania stia per approvare una
una normativa al riguardo, potrebbe darsi che cadano sotto la ghigliottina della Corte Costituzionale, non lo so, può darsi anche di no, dipende da come poi viene formulata questa normativa, e quindi mi fermo qui e passo la parola. Grazie. Allora, grazie Presidente. Io mi vorrei occupare della relazione del rapporto esistente tra contrattazione collettiva e contratto di rete. In particolare prendo spunto da un dato empirico che è noto a tutti. Allora, nell'ambito del fenomeno reticolare, è evidente che le imprese coinvolte nella rete non applicano tutte lo stesso contratto collettivo, e quindi questo, diciamo, è un elemento che può creare dei possibili contrasti. Allora, partendo dal dato che è stato ampiamente sviluppato da Ilario Albino, secondo cui il contratto di rete può rappresentare appunto un elemento di unificazione sia nell'interesse delle imprese coinvolte, sia nell'interesse ovviamente dei lavoratori che operano nella rete. Ecco, noi sappiamo che non esiste un modello, possiamo dire così, tipizzato di contratto collettivo che possa essere appunto utilizzato come modello di contratto di rete, e qui sono state ipotizzate varie soluzioni su cui non ho, diciamo, la possibilità di soffermarmi, ma sappiamo che appunto si è pensato alla soluzione del cosiddetto del contratto territoriale di rete, si è pensato alla soluzione della contrattazione interaziendale, così come si è pensata anche alla soluzione del contratto di prossimità. Ora vorrei andare, diciamo, invece ad un aspetto che a mio avviso può essere interessante, che mi pare ancora poco indagato, cioè che cosa succede nell'ipotesi in cui si crei un contrasto tra il contratto di rete e i potenziali appunto contratti collettivi utilizzati dalle imprese coinvolte. Allora qui secondo me la soluzione varia a seconda di quello che è il modello che viene prescelto. Mi spiego meglio. Nell'ipotesi in cui il contratto di rete fosse, diciamo, quello, quindi utilizzasse il modello previsto dall'articolo 8 in tema di contratti di prossimità, probabilmente in questo caso la soluzione potrebbe essere lineare, diciamo, la norma è chiara nello stabilire quale potrebbe essere appunto la soluzione finale. Nel caso invece in cui il contratto di rete fosse un contratto territoriale di rete, ecco, in questo caso a mio avviso si ravvisano diverse problematicità. Se adottiamo la soluzione prevista dai contratti, dai criteri interni, cioè quindi quelli previsti dagli accordi interconfederali, qui le criticità sono almeno tre. Da un lato si tratta di regole che non contemplano in alcun modo il fenomeno reticolare, e quindi questo, diciamo, è un dato. Il secondo aspetto riguarda il fatto che le clausole degli accordi interconfederali hanno comunque un'efficacia che è meramente obbligatoria, quindi questo lascia poi in vigore l'eventuale regolamentazione che si pone in contrasto, e quindi rimane, diciamo, il problema di capire come risolvere questo tipo di contrasto. Ultimo aspetto è che nell'ipotesi in cui poi nella soluzione al contrasto andasse a prevalere una soluzione che non vede la prevalenza dell'accordo di rete, allora questo andrebbe poi necessariamente a compromettere anche l'attrattività del ricorso a questo tipo di soluzione, quindi ad inserire la cornice sindacale all'interno della contrattazione di rete. Una soluzione diversa potrebbe allora essere tratta dagli accordi esterni e dai criteri esterni, e sotto questo profilo, a mio avviso, ovviamente personalissima opinione, però forse una soluzione che potrebbe essere considerata potrebbe essere quella di ricorrere al principio di specialità, perché in questo modo si consentirebbe di adottare una regolamentazione più dettagliata, maggiormente aderente alle specificità organizzative della contrattazione di rete. Nell'ipotesi invece ultima in cui si andasse, diciamo, a prescegliere la contrattazione interaziendale, ecco, in questo caso a mio avviso bisogna chiarire il tipo di rapporto tra questo tipo di contratto e gli altri livelli di contrattazione. Sotto questo profilo richiamo quello che è stato evidenziato ampiamente da Vincenzo Bavaro e da Stella Laforgia nel contributo su contrattazione collettiva e prossimità
delle imprese, dove è stato evidenziato appunto che se il contratto interaziendale è autonomo rispetto agli altri livelli di contrattazione, forse la soluzione allora potrebbe essere quella di richiamare appunto i criteri che abbiamo già visto valgono per la contrattazione territoriale di rete. Nell'ipotesi invece in cui il contratto interaziendale venisse concepito come primus inter partes, in questo caso si impone per forza di cose una scelta anche forte di tipo politico-sindacale. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che la relazione tra contrattazione collettiva e contratto di rete è sicuramente, diciamo, un tema che offre tanti spunti di riflessione, pone tante domande, io ovviamente diciamo ho accennato molto brevemente a tante questioni. Ecco, quello che sicuramente emerge è questo, e questo lo aveva già previsto Valeria Filì in un suo saggio, quello destinato agli studi in onore di Alessandro Garilli, in tema di sfide tecnologiche e di transizioni occupazionali. Ecco, è necessario sicuramente puntare sulle relazioni sindacali, che siano relazioni sindacali mature e stabili, che vadano anche oltre i livelli tradizionali. Un aspetto, diciamo, che è stato posto in evidenza anche oggi poi dalla relazione di Alessandro Boscati, perché probabilmente soltanto in questo modo si riusciranno a trovare delle soluzioni che siano realmente convincenti e che siano anche attrattive sia per le imprese della rete che per i lavoratori coinvolti nella rete stessa. Grazie, e alla fine ringrazio il professor Emilio Balletti e la professoressa Laura Foglia per tutto quanto. Grazie. Jessica Santoni, merito dell'Università di Napoli, Federico II. Non vorrei deludere le vostre aspettative, ma io avrei dovuto presiedere la sessione pomeridiana di ieri pomeriggio, poi in virtù di una richiesta autorevole del mio amico Mimmo Garofalo, ho dovuto poi diciamo, spostare la mia partecipazione a questo importante convegno alle conclusioni di questa mattina. Naturalmente era molto più facile il compito originario che mi era stato, ma non potevo, come dire, sottrarmi alla richiesta di un amico carissimo come il professore Garofalo. Ometto i ringraziamenti diciamo, agli organizzatori, data la nostra frequentazione diciamo, continuativa e affettuosa su molti piani, non solamente quello culturale, ma anche quello dell'amicizia ormai risalente negli anni. Io vorrei intanto complimentarmi con i relatori, perché tutte e quattro le relazioni sono state di un livello scientifico molto elevato e hanno, come si, fornito un quadro d'insieme di una problematica complessa e nuova, possiamo dire, per gli studiosi del diritto del lavoro, dalla quale noi potremo partire. Vorrei anche complimentarmi con tutte le attività della ricerca del PRIN, perché io ho fatto parte di tutti i convegni che hanno accompagnato questa ricerca, sia il convegno di Benevento organizzato dal professore Santucci, sia il convegno di Palermo organizzato dai colleghi palermitani, sia quello odierno, che a mio avviso è quello forse più significativo sotto il profilo dei risultati. Così come mi vorrei scusare con tutti gli interventori, perché naturalmente non posso tenere conto di tutti gli interventi che sono stati molto approfonditi e interessanti, non solamente su questioni di dettaglio, come potrebbe apparire a prima vista, ma soprattutto perché molte di queste questioni di dettaglio sono state poi ricondotte a profili di principi più generali che naturalmente rivestono una assoluta importanza per la comprensione del fenomeno dell'impresa integrata. Parto da un punto diciamo importante, che è quello definitorio, che è stato posto in maniera molto approfondita e chiara dal professore Alvino, ma ripreso anche dagli altri relatori, in particolare sia da Stefano Bellomo che da Alessandro Boscati.
la norma, la disciplina giuslavoristica non definisce la questione dell'impresa integrata e nemmeno della rete d'impresa, però ci soccorre la disciplina commercialistica che è stata qua e là evocata in alcuni interventi, dove in definitiva ci sono poi le definizioni sull'impresa collegata, sull'impresa controllata su altre, sull'influenza significativa e dominante nei confronti dell'una e dell'altra, che possono integrare una disciplina di specie quale quella del diritto del lavoro, ma che naturalmente dovrebbe essere poi integrata successivamente da un ulteriore intervento legislativo, perché non si può lasciare in questo come in altri casi la tecnica definitoria alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché sono state evocate alcune decisioni anche recenti. Io ho avuto modo di leggere meglio la sentenza 16.839 del 23 giugno del 2025, ma sono state poi ricordate anche la sentenza del settembre e quella del gennaio 2026, che cercano di ricostruire il profilo definitorio della codatorialità, ma che naturalmente non può essere, diciamo, sufficiente, soprattutto a fronte di una, come dire, ulteriore presa d'atto della frammentazione dell'organizzazione produttiva e del decentramento produttivo che da tempo ormai caratterizza il profilo dei rapporti di lavoro. Io tanto tempo fa mi sono occupato delle metamorfosi del diritto del lavoro. Feci una comunicazione all'Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli e una decina d'anni fa ricostruivo questa, così come poi aveva fatto in maniera forse più brillante di me De Luca Tamaio, questo problema della scomposizione dell'impresa, che si rifletteva poi sulla disciplina dei rapporti di lavoro, perché molti di noi eravamo rimasti un po' attoniti, se non sconcertati, sulla perdita di centralità della nostra materia, una volta che noi eravamo stati abituati al consolidamento delle tutele del lavoro dipendente e anche di quelle del lavoro autonomo, come dire, socialmente debole. Laddove invece questi nuovi scenari della frammentazione delle organizzazioni produttive pongono una serie di questioni che alle quali noi vecchi giuristi, io credo di essere l'unico con i capelli bianchi, quindi per questo poi mi fanno fare le conclusioni, in definitiva non eravamo attrezzati anche culturalmente, e infatti devo prendere atto che le generazioni più giovani hanno, come dire, colto nel segno tutti questi elementi innovativi, anche interpretativi e giurisprudenziali e anche normativi, perché poi ci sono dei dati normativi, sia pure molto tematici, che ci fanno comprendere meglio come anche gli interventori di questa importante occasione di incontro riescano a comprendere le trasformazioni in atto. Quindi, come dire, la giurisprudenza ha analizzato la codatorialità individuando taluni requisiti con la conclusione di questa, come dire, responsabilità solidale, che poi è quella civilistica sostanzialmente, dove poi io mi chiedevo, soprattutto in occasione degli licenziamenti, dove sono stati accennati anche questa mattina, ma anche ieri pomeriggio, chi sia poi il soggetto
solidarmente obbligato sul piano passivo, visto che un conto è l'obbligazione retributiva, un conto è la tecnica poi reintegratoria che, come dire, è infungibile, per cui è vero che c'è una solidarietà che è più facile estenderla dal punto di vista dell'obbligazione retributiva, però poi non credo che non possono esserci problemi collegati alle tecniche di attuazione, a parte quello che veniva anche sollevato della integrazione del contraddittorio. Comunque, c'è poi il problema, diciamo, delle tutele che già in atto in entrambi i casi, soprattutto i relatori di questa mattina, Stefano Bellomo e Alessandro Boscati, hanno sottolineato il rilievo della soft law, cioè di un diritto che non è ancorato ad una tecnica, come dire, tradizionale, ma presuppone dalla norma precettiva alla norma promozionale, ha detto bene Stefano Bellomo, e anche il ruolo della contrattazione collettiva, che è stato anche qui molto approfonditamente analizzato, ci impone delle valutazioni che prescindono poi da quelle che sono ulteriori approfondimenti. Ci sono delle difficoltà, come dire, oggettive, che sono state anche ben evidenziate da Boscati per quanto riguarda il ruolo della contrattazione collettiva e il ruolo delle organizzazioni sindacali. Io mi ricordo che tanti anni fa fui parte in un articolo 28 sui diritti di informazione di una azienda di abbigliamento e tessile che decentrava in Estremo Oriente la sua produzione, e il giudice ordinò la esibizione dei diritti ai fini del diritto di informazione, perché poi di quello si poteva parlare, e questa impresa non diede alcuna, diciamo, informazione, perché poi mi fu detto dall'imprenditore che loro acquisivano milioni di pezzi di borse, di portafogli, quindi questo ci dà l'idea di una situazione che, come dire, emerge in maniera solamente apparente, ma il fenomeno poi ben diverso di quelle che sono le filiere, il lavoro nelle filiere, che è stato giustamente tenuto distinto nella trattazione dei relatori, perché di questo si è occupato in maniera molto approfondita Valeria Filì, e dove si pongono questioni molto più importanti rispetto a quello che è l'altro profilo della codatorialità e delle reti d'impresa. Qui emerge con maggiore evidenza il problema delle tutele, delle tecniche di tutela. Io naturalmente non voglio ripercorrere quello che è stato già detto, perché si è parlato dei protocolli OIL sul lavoro forzato, delle direttive dell'Unione Europea nella versione hard, nella versione edulcorata, che sembrerebbe andare verso una diversa approvazione, delle sanzioni amministrative delle autorità garanti. Ne ha accennato, mi pare, il professor Alvino, sulla anche importanza di queste sanzioni amministrative, con i limiti poi della giustiziabilità degli accordi transnazionali, come ricordava pure Alessandro Boscati, però c'è un profilo che non è emerso nella
dibattito pur ricco, pur approfondito di tutti gli interventi, che è quello delle tutele penali. Io non mi ricordo, Alessandro Riccobono, se noi ne parlammo a Palermo, mi pare di sì, delle tutele penali, però ci sono delle norme, ricordo l'articolo 603 bis del codice penale nella versione del 2016, perché di quella precedente io ricordo di aver trovato un unico precedente della Corte di Cassazione presieduta dal presidente Bevere, il quale poi venne a Napoli e facemmo un seminario anche col professore Moccia e col professore Cavaliere, che sono i docenti di diritto penale dell'epoca. Moccia poi era mio coetaneo, quindi è andato in pensione con me, in cui si dimostrò, a proposito del caporalato, questa marginale ricorso alla tutela penale, tant'è vero che poi nel 2016 con la legge 199 è stato modificato l'articolo 603, l'articolo 603 bis del codice penale, in cui si punisce l'intermediazione illecita di manodopera allo stesso modo del soggetto somministratore unitamente al soggetto utilizzatore. E questo mi sembra un passo avanti importante. Poi bisognerà vedere anche la diffusione della utilizzabilità di questa disciplina, che chiameremo hard, come per utilizzare la terminologia che è stata prospettata anche da alcuni interventori. Poi c'è un altro profilo sempre di diritto penale che è stato utilizzato dal Tribunale di Milano nel caso Loro Piana, cioè l'amministrazione giudiziaria nei confronti di imprese caratterizzate da un evidente o da un rischio di sfruttamento del lavoro. Quindi se andiamo, come dire, a trarre un po' il bilancio delle tecniche di tutela, potremmo aggiungere a tutte quelle che sono state evidenziate giustamente nelle relazioni e anche in molti interventi, anche la tutela penale, che, come dire, possiamo dire è l'estrema ratio dal punto di vista, ma che comunque ci può aiutare a comprendere un quadro normativo non solo in divenire, ma anche un quadro normativo già consolidato sul piano del diritto positivo. Vi ringrazio. Bene, allora si chiude anche questa seconda sessione, si chiudono i lavori, così come si chiude la ricerca del PRIN, speriamo nei nuovi PRIN. Arrivederci.